C'è un cuore che batte da oltre 20 anni in viale Regina Margherita a Miramare di Rimini. È il ristorante Pizzeria Franchi, dove la passione è al tuo servizio. Franchi offre qualità e prima scelta in un menù che varia attraverso la rivisitazione di piatti con l'intento di sorprendere il palato della clientela. Da primi piatti a base di carne e pesce a secondi creativi, con il pesce sempre protagonista. Infine la pizza made in Franchi con il pasto fatto a mano con lenta lievitazione. La scoperta e la scelta delle migliori materie prime per continuare a stupire, perché il ristorante Pizzeria Franchi, la luce della bontà, non si spegne mai. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Il divertimento è il Moving 70s a Cerasolo House, sulla superstrada di San Marino. In Valmarecchia il punto di ritrovo per pranzare e cenare si chiama Tanà. Tanà è il ristorante pizzeria che offre tante varietà di prelibatezze, da quelle nostrane a quelle più tradizionali, dai primi piatti ai secondi, con la carne vera protagonista. Per chi volesse invece gustare una buona pizza può scegliere tra 50 varietà. Vasta scelta anche di birre, le migliori birre artigianali, speciali e classiche in bottiglia e alla spina. Tanà durante la stagione è anche piscina, isola per bambini e soprattutto lago per pesca. Che aspetti? Vieni a trovarci. Ci trovi in località Borgnano di Talamello. Info allo 0541 921231. Tanà, sfida la tua voglia di bontà. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto.
Questo programma è offerto da... Il divertimento è il Bowling 70s a Cerasolo Ausa, sulla superstrada di San Marino. Però eccomi, allora, ecco qui, adesso abbiamo risolto, ringrazio Valerio e Giuseppe che ci hanno detto subito che non ci sentivamo in diretta, sta per entrare anche Roberto Dalti, lo andiamo ad aggiungere, eccolo qui. Ciao Roberto, buonasera. Ciao, 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 ciao. Ciao Daltri, ciao. Ti saluta Baldisserri, ti saluta Roberto, che è in collegamento telefonico con ciao noi. Renzo. Andiamo a salutare, ciao, bene, ciao. Andiamo a salutare ragazzi anche Speriamo. il primo ospite, andiamo a salutare anche il primo ospite di questa sera, subito in avvio di puntata, il tecnico del Val Santerno, eccolo qui, Felice Giancarlo, buonasera mister. Buonasera a tutti. Buonasera mister, allora Ciao. io inizierei subito a vedere tramite la collaborazione di Romagna Sport quello che è successo ieri per quello che concerne appunto il torneo di eccellenza e poi andremo a vedere anche da vicino la partita che la riguarda. Dunque, subito pregherei la regia con risultati e classifica di eccellenza. Eccoli qui. Alfonsine Russi 0-3, ottava giornata, ricordo che si giocava, del Duca Grama Tropical Coriana 0-1, classe Fiericcione 1-1, San Pietro in Vincoli, Football Cava Ronco 0-1, Sampa Imola Diegaro 3-1, Savignanese Val Santerno 0-1, vedremo tra poco appunto il contributo filmato, Victor San Marino Calcio Cotignola 1-0. Le statistiche di questa giornata, i gol fatti sono stati ben 13, le vittorie in casa 2, le vittorie fuori casa 4, i pareggi 1 solo. La classifica dopo quest'ultimo turno. La Fiericcione al comando a quota 22 punti, segue il Russia 17, Val Santerno, Tropical Coriano, Football Cava Ronco 14, Victor San Marino classe 13, del Duca Grama 12, Diegaro 11, Savignanese 10, Sampa Imola 8, San Pietro in Vincoli 4, Calcio Cotignola 3, Alfonsine chiude a 0 punti in graduatoria. Mister, vedendo la classifica questa sera mi sembra un campionato molto equilibrato, tolta solo la Fiericcione dal Russi fino ad arrivare al classe, forse introduciamo anche del Duca Grama, ve l'ha giocato un po' tutti, no? Per il secondo o terzo posto. Sì, direi di sì, anche se io includerei anche il Sampa Imola, che è sicuramente una squadra che non merita di stare in quella posizione perché ha un organico di buon livello, di ottimo livello. Quindi è un campionato molto livellato che ogni domenica può succedere di tutto. Noi abbiamo perso anche gli unici 3 punti che ha fatto il Cotignola, ha vinto in casa nostra, anche se in quel momento attraversavamo un momento difficile, quindi può succedere di tutto. Ogni partita non è mai scontata. Sì, è vero. Roberto Dalti, vedendo la classifica questa sera, diciamo che la nota più importante
che la FIA finalmente è stata arrestata dal classe, lo dicevamo con Renzo nelle scorse settimane, con Giacomo, che il classe era un'ostica formazione, questa FIA Riccione lanciatissima in classifica, no? Se vogliamo dire, il risultato un po' a sorpresa e non troppo della giornata è stato quello. Sì, diciamo sempre, ricordiamo sempre due cose, che il classe è una buona squadra prima di tutto e quindi col classe si può anche non vincere, poi loro hanno sempre questo campo un po' particolare, stretto, corto, dove non è facile giocare al calcio, specialmente in un certo modo, e il classe sicuramente è più abituato degli avversari a giocarci sopra. Ieri sono successe delle cose importanti, appunto, prima non vittoria della FIA, che ne aveva vinte 7 a fila, è tornato a vincere il Victor San Marino, che guardavo oggi, ha un problema, il fatto che segna pochissimo, perché ha subito 5 reti ma ne ha segnate 6 in 8 giornate, e io che mi aspettavo il Victor molto più avanti probabilmente devo così prendere atto che ha un attacco che segna a gran fatica. E c'è da notare anche che la terza sconfitta di fila della Savignanese, che in 3 giornate non ha segnato nessun gol, ma oltre a questo bisogna dire che per 2 volte sullo 0-0 ha avuto un calcio di rigore e lo ha sprecato, quindi la Savignanese si è fatta anche un po' male con le sue mani, sinceramente. E ci sono alcune cose da dire che mi sono appuntato e che quindi vado a leggere. Volevo dire che è molto felice l'allenatore del Val Santerno, non solo di nome ma anche di fatto, perché la squadra sta risalendo alla classifica e nelle ultime 5 giornate 4 vittorie e un pareggio, quindi potremmo anche dire che assieme alla FIA, anzi non potremmo dirlo, possiamo dire che assieme alla FIA la Val Santerno è la squadra in questo momento più lanciata, più in forma del campionato. E stavo notando la situazione dietro la classifica si sta abbastanza sgranando, perché a parte l'Alfonsine che ha addirittura 0 punti, il Cotignola 3, San Pietro in Vincoli 4 e poi c'è il Sampa Imola a 8. Prima l'allenatore della Val Santerno ci ha detto che la Sampa Imola è una squadra che non merita di stare lì, e domenica, molto importante, c'è San Pietro in Vincoli, Sampa Imola. Se il San Pietro in Vincoli riesce a vincere, tiene la classifica più corta e tiene lì vicino il Sampa Imola. Dovesse perdere, è chiaro che poi i distacchi cominciano a diventare importanti e difficili da andare a rimontare. E poi cosa volevo dire? Ecco, domenica una giornata molto importante per tutto il campionato. Ci sarà FIA Victor San Marino, Russi Coriano, quindi lo scontro fra le seconde, e appunto questo San Pietro in Vincoli, Sampa Imola. Secondo me domenica avremo delle risposte importanti. Ok, mi sono portato avanti mentre ti seguivo nel discorso, facendo vedere ai nostri spettatori appunto la prossima giornata. Hai fatto bene. Esatto, allora io farei però un passo indietro, perché prima di ritornare dal mister, in base anche ai risultati che tu ricordavi ottimamente, Roberto, volevo sentire anche Renzo in collegamento telefonico. Renzo, ieri abbiamo parlato anche del derby Alfonsine Russi che è terminato 0-3, ma c'è stata appunto la capolista FIA Riccione che è stata stoppata per la prima volta in stagione dopo tante vittorie dal classe. Ecco, volevo sapere anche il tuo punto di vista. È chiaro che la FIA Riccione quest'anno, come già abbiamo detto, per me, forse anche per il mister, anche per gli addetti ai lavori, stando all'organico che ha, secondo me sembra la favorita. È chiaro che non può continuare sempre come una marcia con 7 vittorie già ottenute nelle prime 7 partite. Si è fermata a classe, un pareggio, uno stop, un pareggio, un'ora, poi addirittura la Fiorentina ha pareggiato, mi sembra, in zona Cesarini, pieno recupero al 90°, altrimenti non ci ho sconfitto. Però comunque per me rimane comunque una delle favorite. Però ritornando al discorso, la classifica secondo me non è esatta, come dicevi, perché mercoledì il San Marino ha vinto 1-0 in recupero con il Del Duca. Il Tropical Coriano ha pareggiato 0-0 con il Classe, perciò queste squadre, il San Marino ha 3 punti in più
e il Tropical Coreano uno in più. Però anche ieri la vittoria del Tropical Coreano in casa del Belgiuca mi dà ben sperare che il campionato si può aperto, però ripeto, il campionato quest'anno sarà una protagonista e bisogna lottare, secondo il mio parere, solo per il secondo posto. Vedremo. Dimmi Roberto. No, non vorrei ricordare male e magari chiedo anche l'aiuto all'allenatore della Val Santerno, ma mi sembra che il recupero del Duca San Marino era finito 0-0. Se la mia memoria... Anche a me risulta così. Reti bianche era finito. Se la mia memoria non è andata in vacanza, quindi mi sa che la classifica è quella. Allora, io farei una cosa. Adesso andiamo a vedere il servizio della partita che riguarda da vicino il mister Savignanese e Val Santerno e poi iniziamo a parlare della partita e un po' del campionato con mister Felice. A Savignano, allo Stadio Capanni, si gioca l'8ª giornata di campionato di eccellenza Girone C. Di fronte Savignanese e Val Santerno, le due squadre alla vigilia sono separate da un solo punto in classifica, 11 quelli rimediati dagli ospiti contro i 10 dei padroni di casa, frutto di 3 vittorie, 3 sconfitte e un solo pareggio, contro 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte del Val Santerno. Abita la gara il signor Matteo Benini di Forlì, coadiuvato dalle mani Tumedee, anch'essi della sezione di Forlì. La gara vede questo lancio in profondità a cercare Pacchioni, l'attaccante in maglia numero 9 resiste alla carica di Zaganelli, arrivando al tiro che Sartiani accarezza deviando in corner la sfera, e la volta di Osayand che da posizione defilata insidia Sartiani con un cross pericoloso che il portiere sbanaccia evitando possibili tap-in vincenti. Sull'altro versante arriva questa discesa di Aaron, traversone al centro per la corrente Mazzarini con relativo salvataggio sulla linea di porta ad opera della difesa ospite. Il Val Santerno si vede in avanti con il tiro cercato e stoppato ad opera di Tumolo. Dal successivo angolo combinazione vincente da parte del terzino Tosi del centrale Mongardi, pallone in buca ma rete annullata per posizione di offside. Val Santerno che mira nuovamente il bersaglio con esterno senese, Fusconi si rifugia in angolo. Dal conseguente corner mischia in area locale con un batti-ribatti conclusosi con un tiro dimenticato ad opera di Tumolo. A 40° l'episodio chiave che potrebbe sbloccare il match, Pacchioni affonda sulla sinistra penetrando in area di rigore venendo stoppato così da Zaganelli. Per Benini non ci sono dubbi, calcio di rigore per la Savignanese. Dal dischetto si presenta Turci che centra il legno a Sartiani spiazzato. Si chiude qui un divertente primo tempo, la ripresa vede la Savignanese partire forte con questo colpo di testa di Pacchioni che si spegne alto episodio da Moviola per il quale gli ospiti recriminano il traversone di Cavini, portano un atterramento in area di Tumolo provocato da Zoffoli, l'arbitro sorvola. Il Val Santerno rimane in area avversaria, il tiro di Valentini viene bloccato da Fusconi. Dall'altra parte combinazione tra Osayand e Zoffoli con risposta pronta di Sartiani. La replica degli ospiti a cura di Cavini, pallone che si spegne al lato. I gentili spazi concessi dalla retroguardia scaturiscono ancora occasioni. Zoffoli di testa conclude al lato, con Cavini che si ripete invece dall'altra parte. Il gol è nell'area, proprio gli spazi aperti permettono a Tumolo il contropiede di entrare in area di rigore e di freddare l'estremo di casa Fusconi. Palla, gioco ed incontro a favore del Val Santerno, con l'attaccante capitano che ha qualcosa da dire a chi forse lo criticava o bersagliava ingenuamente. Prova generosa al contrario della sua assieme a quella dei propri compagni, ma la Savignanese ci prova fino all'ultimo nell'extra time e Osayad a depositare di testa la sfera sull'esterno della rete. A fine gara il tecnico Montanari ha qualcosa da dire all'arbitro in base ai minuti effettivi giocati, semplici osservazioni che si annotano in una partita ben giocata da ambedue le squadre con tanti spazi concessi da una parte e dall'altra. Allora mister, volevo capire da lei i 2 episodi da rigore, uno fischiato e uno non fischiato. Io chiedo scusa, ma vi sento molto piano. Ecco, adesso mi sente, mister? Sì, sento, ma è sempre molto piano comunque. Ok, proviamo così. Allora, mister, io volevo capire i 2 episodi da rigore, quello fischiato e non fischiato. Quello fischiato a favore della Savignanese, lei dalla panchina come l'ha vista? C'era o non c'era? Allora, dalla panchina è sembrato che il contatto fosse lieve. Rivedendolo da un'altra angolazione sembrava leggermente più, insomma, col braccio averlo istruito, però subito mi è sembrato che fosse un po' generoso. Mentre per quanto riguarda il nostro, insomma, noi ci siamo arrabbiati anche parecchio perché sembrava abbastanza netto, però l'arbitro l'ha visto in maniera diversa, forse non era neanche completamente, non aveva la visuale neanche completamente libero, però insomma è andata così da quel punto di vista. Nel commentare la partita ripresa da Giacomo Alpini, che salutiamo questa sera, non è qui tra noi, lo ritroveremo lunedì, non vi preoccupate.
ho avuto la sua stessa impressione, generoso, quello concesso alla Savignanese a mio modo di vedere. Su di voi c'erano gli estremi per poter fischiare il calcio di rigore. Roberto, tu come l'hai visto dal servizio? La mia impressione è effettivamente questa. Dopo teniamo sempre conto che per un arbitro è molto molto difficile anche valutare quanto un contatto sia lieve, meno lieve, quanto la spinta sia forte, meno forte, cioè dobbiamo ammetterlo, è una valutazione che si fa in 2 secondi ed è abbastanza ardua. L'altro rigore, quello non concesso, effettivamente mi sembrava un po' più netto. Esatto. Quindi diciamo che ieri forse l'arbitro non è stato perfetto, via. Mister, volevo capire il ruolo del Valsanterno in questo campionato, perché vado a memoria, lo scorso anno mi ricordo una partenza sprint, se non erro, purtroppo interrotta da Covid, come sappiamo tutti. Quest'anno ero curioso di capire anche il ruolo che riciterete voi in questo torneo d'eccellenza. Allora, l'anno scorso sì, siamo partiti benissimo, 3-3, dopo purtroppo ci hanno fermato e stavamo veramente bene, venivamo dalla vittoria del campionato di promozione, anche se data a tavolino per via dell'interruzione, e il gruppo è praticamente sempre lo stesso, ogni anno aggiungiamo 1 o 2 elementi a seconda di quelle che sono le esigenze, quindi ci conosciamo molto bene, l'anno scorso siamo partiti bene soprattutto per quel motivo lì. Quest'anno purtroppo abbiamo avuto un grossissimo problema all'inizio, che abbiamo avuto, penso l'unica partita, quella di Coppa, che sia stata rinviata a causa Covid. Abbiamo avuto un focolaio con 5 ragazzi coinvolti, quindi fra infortuni e ragazzi col Covid le prime partite eravamo in difficoltà. Siamo stati costretti anche a far giocare il secondo portiere in avanti alla prima partita, quindi eravamo nettamente in difficoltà. Piano piano sono rientrati quelli che avevano avuto il Covid, però in compenso col fatto che abbiamo dovuto fermare la preparazione abbiamo avuto diversi infortuni e sembra che finalmente le cose stiano andando per il meglio. Voi che insomma un po' il calendario, perché ci ha fatto affrontare le squadre magari che hanno qualche punto in meno, ci ha un po' aiutato. Adesso non siamo ancora al completo perché ci sono 2 o 3 ragazzi che sono ancora non al 100%, però affrontiamo le prossime partite con le squadre di miglior classifica, quasi nelle migliori condizioni, quindi speriamo. Qualsiasi cosa viene benvenuto, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi dopo questo filotto ci troviamo nelle condizioni mentali migliori per poter affrontare le squadre di vertice senza aver niente da perdere, e siamo convinti di poter dire la nostra. Quello che saranno poi la classifica finale la giudicheremo alla fine. Noi proviamo ad arrivare più avanti possibile. Ecco, mister, volevo capire quanto è difficile questo campionato di eccellenza e appunto poi ritorniamo indietro un attimo alla partita di ieri. Volevo sapere anche la sua impressione sulla Savignanese, che avversario è stato quello di ieri, che adesso è fatta anche sulla Savignanese, mister. Allora, noi è il primo, cioè considerando l'anno scorso che non è stato neanche una stagione, per noi è il primo anno di eccellenza, quindi non avevamo mai fatto questa categoria. Abbiamo anche metà della rosa più o meno che ha affrontato qualche campionato d'eccellenza, il resto bene o male o da promozione o sono giovani venuti dalla juniores, quindi forse paghiamo anche qualcosina a livello di esperienza, però siamo abbastanza convinti che la rosa che abbiamo a disposizione possa farsi valere. Speriamo che possa salvarsi il prima possibile e che possa ritagliarsi delle soddisfazioni da qui alla fine della stagione. Questo un po' è il nostro obiettivo. Se poi con l'andare del tempo avremo qualcosa di più, ce lo giocheremo al massimo senza porci grandi limiti. Per quanto riguarda la Savignanese, sono convinto che ieri è stata una partita diciamo dettata dagli episodi. Loro fisicamente l'avevamo visti in 2 o 3 partite precedenti, sapevamo quello che ci aspettava ed è stato esattamente così. Sono una squadra quadrata, molto fisica,
che forse fatica a fare gol, però ieri onestamente il pareggio poteva essere. Abbiamo raccolto di più che quello che forse ha detto la partita, anche perché se loro fanno il rigore può darsi che si chiudono meglio e noi facciamo fatica a far gol. Al momento dell'espulsione, per esempio, stavo per togliere Tumulo, abbiamo aspettato il calcio d'angolo, dal calcio d'angolo è venuto fuori l'espulsione e quindi di conseguenza abbiamo deciso di provare a vincere la partita e ci è andata bene. Quindi diciamo che sono dettagli che possono, ieri l'ha cambiato i dettagli, che ci ha dato qualcosina più noi, anche se secondo me il rigore poteva starci e quindi magari diciamo nella gestione dell'arbitrale qualcosina ci ha tolto, però va bene così, insomma alla fine abbiamo vinto, quindi va bene anche così. Va riconosciuto appunto quanto detto, anche il merito degli avversari, va riconosciuto quanto detto da lei, mister. Allora Renzo, se vuoi ti faccio fare una domanda, così poi porgo anche la domanda a Roberto e lascio andare il mister. Prego Renzo. Mister, buonasera, io non lo conosco e le faccio i complimenti per la vittoria di ieri. Ma io voglio parlare di un'altra cosa. Lei è un allenatore, i campi li ha girati, il calcio lo conosce meglio di me. Lei prima ha parlato livellato, ma il campionato di eccellenza, io ho visto un paio di partite, Fiori Giulio Cotignola, Troppo Calcoriano San Marino, onestamente il campionato di eccellenza non mi ha entusiasmato. Il livello secondo me è verso il basso che verso in alto. Lei è d'accordo? Allora, se facciamo sicuramente un raffronto con gli altri due gironi, il C probabilmente, forse escludendo il Riccione, che ha comunque una rosa di tutto rispetto e si vede anche il cammino che fa, ha qualche cosina in meno a livello sia tecnico che fisico. E sicuramente, diciamo, dei tre gironi è quello che forse un pelo più basso come qualità e come livello, però è comunque un girone dove mi sembra che comunque ci siano squadre che provano a giocare a pallone, che comunque provano a metterci del loro e che ci siano anche delle partite belle da vedere. Io non vedo tutto sto... Non è solo fisico, non è solo lanci lunghi e pedalare. Credo che ci siano squadre anche magari insomma in fondo alla classifica che comunque provano comunque a giocare, provano comunque a fare le loro partite in maniera dignitosa. Poi è chiaro che la qualità rispetto agli altri due gironi forse può essere un po' inferiore. Roberto Dalti, secondo lei è forse la favorita della Fiori Giulia, quello che secondo lei che l'ha un po' deluso in questo girone? Che mi ha deluso in questo momento direi nessuno, perché comunque il Russi è lì, forse il Sampa Imola che ha avuto una partenza un po' in difficoltà ed è una squadra che può stare benissimo anche più su come classifica, quindi in linea generale credo che tutto rispetti un po' i valori in campo. Forse la Savignanese potrebbe avere qualche punto in più, almeno per quello che ho visto ieri, però insomma magari è solo una questione di squadre che ha incontrato, perché se in questo momento se incontri le squadre che sono là in fondo magari hai qualche punto in più. Noi abbiamo affrontato 3 partite consecutive le 3 in fondo, Sampa Imola in quel momento era negli ultimi posti, è un derby e comunque siamo stati bravi a portarla a casa noi, lo Spiv e l'Alfonsine, e quindi abbiamo in qualche modo portato a casa i 3 punti. Se invece affronti quelle più su in classifica magari non va sempre così, quindi la classifica secondo me in questo momento è molto altalenante a seconda delle squadre che si è andate a affrontare fino adesso. Ribadisco, noi adesso andiamo a affrontare tutte quelle davanti, speriamo il morale alto, speriamo di toglierci delle soddisfazioni, però magari se non è così parliamo di un'altra classifica a fine stagione, a fine del girone d'andata, ecco. Quindi aspetterei per
per fare dei giudizi, perché a seconda di chi incontri può spostare molto in una classifica così equilibrata l'umore della classifica della gente. Ecco. Roberto Grazie Dalti. mille. Roberto Dalti, l'ultima domanda, poi lasciamo libero il mister. Prego, Roberto. Ma lui ci ha parlato della coda della classifica. Io la domanda gliela voglio fare proprio su quella zona di classifica, non chiedendo chiaramente chi secondo lui retrocederà o no, perché sennò sarebbe una domanda fuori luogo. Però gli chiedo questo tipo di valutazione. Lei pensa, mister, al di là che domenica c'è quella famosa partita che può significare molto, San Pietro in Vincoli, Sampa Imola, lei crede che le ultime 2 o 3 che a me paiono abbastanza in difficoltà abbiano la possibilità di riagganciare chi sta davanti, o in quella zona già alcune posizioni cominciano a essere un po' difficili da cambiare? Allora, partendo dal basso, noi abbiamo incontrato l'Alfonsine domenica scorsa, è una squadra che ha alcuni giocatori che hanno della qualità. Secondo me, a parte che parlavo con l'allenatore dell'Alfonsine prima della partita, che mi ha detto che è il terzo allenatore che cambiano, lui è arrivato venerdì scorso e quindi magari se avrà il tempo di lavorare sistemerà anche alcune cose, però mi è sembrata una squadra che comunque un po' di qualità ce l'ha, ma che abbia molta confusione a livello tattico, quindi corrono molto però lasciano anche spesso dei buchi che insomma, se sei un po' quadrato riesci a trovare gli spazi giusti per potergli fare gol, ecco. E quindi mi sembra che quella in questo momento sia la squadra che ha qualche difficoltà in più, però l'allenatore è arrivato da 10 giorni, magari se riesce a lavorare nei giusti modi può darsi anche che riesca a risalire un po' la china, ma è già molto complicato. E mentre per quanto riguarda lo Spiv, l'abbiamo incontrato la settimana prima, credo che sia una squadra, un po' tutte, sia loro che il Cotignola, sono squadre che faticano a far gol. Mi sembra di vedere anche un po' dai gol fatti e gol subiti, non ne prendono tanti, però comunque faticano a far gol, e quindi magari col mercato potrebbe anche cambiare qualcosa. Ad oggi mi sembra che siano un po' più in difficoltà, anche se poi ribadisco il Cotignola a noi ci ha dato 4 gol, noi abbiamo subito una decina di gol in tutti, ne abbiamo presi 4 col Cotignola e in quel momento non c'eravamo, quindi ogni partita ha una storia a sé e ogni squadra, soprattutto adesso in vista magari del mercato, con qualche ritocco potrebbe cambiare anche la sua fisionomia e cominciare a recuperare qualche posizione. Ad oggi, visto che ritengo il Sampa che domenica possa insomma comunque fare una buona partita con lo Spiv e magari creare un po' di solco, perché il Sampa comunque in questo momento ha battuto i russi, ha pareggiato a Cava, ieri ha battuto il Diegero già nel primo tempo 3-0, quindi è una squadra che sta bene e non sarà facile per il San Pietro in Vincoli, quindi potrebbe scavarsi un po' di solco, però ogni partita è tutta da valutare, magari parliamo di altre cose già da lunedì. Però no, sì, l'idea che possa scavarsi un po' di solco e diventare più complicata per le squadre in basso, diciamo che può esserci. Allora, questo è il prossimo turno: Calcio Cotignola Savignanese, Digaro Classe, Football Cavaronco Alfonsine, Fiariccione Victor San Marino, Russi Tropical Curiano, San Pietro in Vincoli, Sampa Imola, Val Santerno del Duca Grama. Sicuramente, mister, una partita difficile quella del Duca, no? Vedendo anche la situazione in classifica tra le due squadre, la faccio vedere anche ai nostri spettatori. Del Duca a quota 12, voi siete lì davanti con 2 punti in più a quota 14 punti. Una partita difficile, no, mister? Sì, poi è una squadra molto giovane che si allena di pomeriggio e quindi secondo me alla lunga dà dei vantaggi il fatto di allenarsi del pomeriggio. E ho visto che è una squadra molto giovane, non la conosco più di tanto, adesso magari, visto che avevamo il nostro dirigente a vedere la partita domenica, ci saprà dire qualche ragguaglio in più, la prepareremo in settimana. E è una squadra che comunque anche lei, più o meno escluso quei 6 gol che ha dato all'Alfonsine, non segna tanto ma subisce poco, quindi
ritengo potrebbe essere una squadra con molta corsa. Qualche ragazzo lo conosco perché tipo Protino è passato anche dall'Imolese, quindi hanno sicuramente qualità. Molto giovane perché hanno una media mi sembra di 19 anni, 19-20 anni, quindi sarà complicato, ma noi in questo momento non abbiamo niente da perdere, ce la giochiamo con tutti e speriamo di salvarci il prima possibile, di toglierci più soddisfazioni possibile. Questo è un po' il nostro obiettivo. Allora, poi mister, se a fine stagione saremo là vicino, vedremo quello che c'è da fare. Mister, io intanto la ringrazio per la partecipazione, essendo anche oggi un giorno festivo, la ringrazio per le nozioni che ci ha dato per quello che concerne il campionato d'eccellenza e la invito magari a risentirci più avanti nel girone di ritorno, se è possibile, con un nuovo appuntamento con lei, così vedremo l'andamento della sua squadra nel corso del campionato, soprattutto nella seconda parte. Grazie ancora, mister, e in bocca al lupo. Buona serata. Grazie a tutti e con piacere, se prossimamente mi chiamate ci sarò. Arrivederci, grazie a tutti. Buonasera. Ebbene, allora adesso andiamo ad accogliere anche il centrocampista, difensore anzi della 2M, Filippo Taioli, che sta aspettando qualche minuto, lo accogliamo. Ciao Filippo, buonasera, ben ritrovato. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te di essere qui, vale lo stesso discorso per il mister in un giorno festivo, grazie maggiormente ancora di più. Problema. Filippo, prima di farti qualche domanda sul campionato, vedo che ci sono un po' di ragazzi che ci sono rimasti male per il derby della Valmarecchia. Allora, do delle spiegazioni che non sono tenuto a dare durante una diretta televisiva che riguardano i miei programmi. Scusami Filippo, scusami Roberto e scusami Renzo, ma mi sembra veramente... Vai. Veramente, visto che stanno offendendo e stanno scrivendo delle cose dove io non c'entro niente, vengo per l'ennesima volta in un derby che c'è tra Novafelti e Pietracuta, messo sempre di mezzo io con le mie trasmissioni. Allora lo spiego una volta per tutti. Con il Pietracuta, da quando esiste questa trasmissione, abbiamo avuto sempre ottimi rapporti, i dirigenti sono contentissimi. Io non so perché l'anno scorso non ero presente a una partita, è stato tirato fuori il mio nome da un coro dei tifosi del Pietracuta dicendo Daniele figlio di... E io da allora ci sono rimasto un po' male, l'ho fatto presente anche ai dirigenti. Stasera ho ricevuto la chiamata da Sandro Conti che mi chiedeva per questi piccoli fans, questo benedetto servizio video. Io il servizio video, signori miei, non vengo a dire il mio lavoro, da dove vengo, quanti sacrifici faccio e tutto, perché sto conducendo anche martedì sera un programma a livello nazionale. Non vado a farmi pubblicità su Alta Rimini o su altre cose. Questi programmi li sto portando avanti perché abbiamo dei clienti, delle squadre che da quando è nato calcio di rigore ci sono dietro, tra le quali Pietracuta. Ieri c'era un servizio da seguire, c'era con me anche Renzo Baldisselli che era il Gabicce Gradara, e se non c'era il Gabicce io comunque dovevo andare a Rimini perché sono 13 anni da quando ho iniziato la mia formazione giornalistica che seguo i Rimini. Quindi con tutto rispetto, faccio il telecronista per la Serie C, sto facendo un programma a livello nazionale, non mi potete dire a me di venire a riprendere un derby dove praticamente ogni servizio sono d'accordo con i Novafelti Calcio, con i Valmarecchia, con i Pietracuta e con i Perticara, con gli stessi dirigenti che ci mettiamo d'accordo quando io personalmente devo presentarmi allo stadio per fare queste benedette riprese. Mi sono stufato. Portate rispetto perché io nelle dinamiche vostre, soprattutto di ragazzini, non ci voglio entrare. Il Pietracuta ha vinto ieri il derby, ne parleremo tra poco, siamo appunto alla categoria di promozione, aspettate il vostro momento, analizzeremo la partita come va analizzata, ma io le riprese video non è che mi posso sdoppiare, non c'ero ieri perché giustamente seguiamo da quando è nato questo programma anche il Gabicce, io ieri come Daniele Emanuelli ero impegnato a riprendere i Gabicce. Facciamola finita perché leggere certe fesserie del genere mi dà veramente molto fastidio e chiedo anche ai dirigenti delle squadre di fare chiarezza. Poi, lo ripeto ancora una volta, i Valmarecchia purtroppo per fare belle figure come abbiamo fatto con tutti i nostri servizi in tutti gli anni, essere presenti con tutti i servizi a Perticara, a Pietracuta e a Novafeltia, servono degli sponsor dietro. Molti sponsor della Valmarecchia causa Covid sono venuti a mancare. Quindi stiamo facendo un miracolo mantenendo calcio di rigore e Sport Up sul web, ok? Ho finito qui, non devo giustificarmi con nessuno, non devo dire, soprattutto per non dire una parolaccia, i fatti miei in televisione. Basta. Scusate ragazzi, andiamo avanti. Filippo, allora volevo parlare con te del campionato di promozione. Andiamo a vedere quello che è successo con risultati e classifica attraverso
i ragazzi di Romagna Sport che ci aiutano qui con la regia. Eccolo qui, sta arrivando, risultati promozione Romagna. Asar Gambettola 1-3, Gatteo Sampierana 0-2, Misano 2M 1-2, grande vittoria da parte vostra Filippo ieri, poi ne parleremo. Spontriciolo Bellaria 2-2, Torconca Santermete 6-1, Verrucchio Granata 1-1, Vis Novafete a Pietracuta 0-3. Le statistiche di questa giornata: i gol fatti sono stati ben 25, le vittorie in casa sono state una sola, le vittorie fuori casa 4, i pareggi 2. La classifica vede, dopo 8 turni di campionato, il Pietracuta al comando a quota 21 punti, il Gambettola a 19, Torconca e Vis Novafete a 16 punti, Misano 15, Bellaria 14, 2M 11, Santermete Granata 10 punti, Asar 9, Sampierana 7, Verrucchio 6, Gatteo Spontriciolo 3 punti. Allora Filippo, lo capire da te. Sì. Anzi, Enzo, visto che prima ti stavi lamentando, ti do a te l'onore di fare la prima domanda a Filippo, soprattutto perché tu sei sempre curioso di questo benedetto campionato. Allora, siccome che Filippo rappresenta quest'anno la 2M, una delle più belle sorprese di questo avvio di stagione, perché ha quota 11 punti in classifica, ti lascio a te l'onore di fare la prima domanda al nostro ospite. Prego. Io non lo conosco, le faccio prima di tutti i complimenti della vittoria ottenuta ieri. Anche lei, voglio dire, questo è un campionato secondo me un po' a livello basso. Anche lei è d'accordo, perché io ho visto Pietracuta, Spentrociola, veramente mi ero quasi indormentato. Non vorrei che questo campionato, non lo so, il livello, lei come la pensa? Livello basso, ho capito bene? Sì, se secondo te il livello è basso in questo torneo. Renzo, allora, prego Filippo, vai. Sì, allora, secondo me sicuramente il livello della promozione in generale negli ultimi anni si è abbassato, secondo me, che l'ho vissuta comunque anche qualche anno fa, quando giocavo alla Del Duca Ribelle, e c'erano squadre, diciamo, di altri valori. Cioè, ad esempio il Cavaronco, se pensiamo a un organico importante, quest'anno qua io vedo benissimo il Gambettola come organico importante, il Pietracuta, Torconca. Tolte queste 3 squadre, le altre squadre le vedo un pochettino più carenti. Anche noi siamo una realtà comunque piccola, che una società che è venuta su in promozione 2 anni fa, dopo l'anno scorso non si è giocato a causa Covid. È una realtà piccola e quindi diciamo che l'obiettivo principale nostro è la salvezza. E niente, abbiamo affrontato sicuramente un Misano, che anche lo stesso Misano è una buona squadra, perché comunque gioca a palla, cerca, diciamo, di fare un po' il gioco del mister, una sorta di tiki-taka, anche se in promozione è un po' difficile, perché si gioca, secondo me, la maggior parte delle partite sulle seconde palle, un gioco un po' più maschio e quindi sì, sono d'accordo con quello che dice comunque. Volevo chiederti, qual è la squadra che ti ha impressionato di più in questo avvio di campionato? Perché sappiamo che Gambettola è ricca di elementi anche di categoria superiore, però se c'è stata una squadra che più di tutte, a vedere questa sera la classifica, che ti mostro proprio in sovraimpressione, ti ha sorpreso il tuo modo di vedere, che magari non ti saresti mai aspettata di vederla là davanti. Ma no, a dire la verità non ci sono grosse sorprese, a mio avviso, perché Pietracuta conosco comunque i valori che hanno, e c'è un certo attaccante, comunque Fratti, che ormai sono anni che fa benissimo in questo campionato, e il Gambettola si sapeva, diciamo, del valore della rosa e dell'organico che ha. Torconca anche, perché comunque c'è Pasolini là davanti e tanti altri giocatori che sono sempre esperti, e quindi magari il Nova Feltria mi ha stupito in positivo, perché comunque è riuscito, è lì ai vertici alti e quindi tanto di cappello per la società, che ha una grande passione, e anche per la rosa, che comunque ha fatto un'ottima squadra e quindi sta rendendo, secondo me, anche forse sopra le aspettative. Io ho giocato lì uno spezzone di campionato e quindi sono contento per loro. Roberto, ti lascio fare anche a te una domanda a Filippo, e poi ripasso la parola anche a Renzo e andiamo ad analizzare per bene questo campionato, perché giustamente c'è una classifica che sorride soprattutto al Pietracuta, e poi via via andiamo ad analizzare dalla capolista fino all'ultima in classifica tutto il campionato. Prego Roberto.
No, intanto ti faccio notare che Filippo, se non stiamo attenti, ci ruba il mestiere perché parla in modo chiaro, sintetico, concetti chiari, quindi Grazie. non so quanti anni abbia e quanta carriera abbia davanti, ma siamo un po' a rischio, eh? Comunque lo teniamo d'occhio. Anche sull'analisi del campionato sono d'accordo con lui, quello che ha detto prima, cioè in promozione forse si sarà un po' abbassato il livello, però ragazzi non è che ci possiamo aspettare un livello tecnico esagerato, è la promozione, cioè più scendiamo e più la tecnica si abbassa. Comunque a Filippo chiedo anche questo, è un campionato ancora molto aperto anche davanti, ci sono tante squadre ravvicinate, il Gambettolo che adesso insegue, lui pensa che alla fine poi, perché tanto più andiamo avanti e più i valori si stabilizzano, lui pensa alla fine che dovrebbe essere un duello Pietracuta-Gambettola per la prima posizione, cioè la lotta sia esclusivamente quella, o c'è chi si può mettere in mezzo alle due? Sì, sicuramente il Gambettola e Pietracuta, secondo me, alla lunga usciranno ancora di più, nel senso che prenderanno distacco rispetto il resto del campionato. Però anche Torconca, a mio avviso, e anche Misano, perché comunque noi abbiamo vinto, ma effettivamente il Misano è una buona squadra, gioca a palla, cerca di non lanciare tanto, verticalizza il giusto, quindi secondo me anche il Misano, se riesce a trovare, diciamo, a seguire l'allenatore, le idee del suo mister, ha un buon organico. Ho visto una bella squadra. Noi abbiamo sofferto, ci siamo, diciamo, difesi quasi 90 minuti, abbiamo trovato 2 ripartenze, quindi si è riusciti a fare male subito nel primo tempo. Dopo loro ovviamente il morale si abbassa perché dopo 2 gol a minuto 23 è normale che una squadra perde un attimino, diciamo, la concentrazione. Però Misano secondo me può salire e Torconca comunque, che non era partita così bene, adesso sta dimostrando comunque il valore che ha, e ho visto che ha dato 6 gol nell'ultima giornata. E comunque è una classifica molto corta, quindi bisogna stare attenti perché è un attimo scendere e un attimo salire. Quest'anno ci sono poche gare, quindi bisogna stare concentrati, avere un approccio giusto subito alla gara, perché è veramente un attimo. Noi eravamo in fondo fino a 3 giornate fa, adesso abbiamo fatto 9 punti in 3 partite, quindi siamo lì, siamo un attimino salvi al momento, però è un attimo. Allora, per quanto riguarda invece il torneo, Renzo, c'è il Pietracuta al comando, l'abbiamo appunto vista la squadra all'opera 2 settimane fa contro lo Spontricciolo. Cosa vogliamo dire? Io direi che il Pietracuta insieme al Gambettola sono, a mio modesto parere, i favoriti di questo campionato. Il Pietracuta perché è da anni che la squadra 8, 9, 11 sono quelle della passata stagione, perciò sono pochi i movimenti e già allo sfondatoio si conoscono e già c'è un grosso vantaggio. Mentre invece il Gambettola, allenatori freschi, ha dei giocatori che veramente importanti, perché ha dei giocatori che, stando ai nomi, potrebbe fare anche l'eccellenza, i Bernacci, i Vocai, i Radoi, i Cappellini. Se dovesse perdere il campionato, per il Gambettola e i dirigenti è un fallimento totale. Questo diciamolo chiaro, perché con questi giocatori, i Bernacci, ripeto, i Vocai, i Radoi, i Cappellini, un allenatore come Freschi, onestamente il Gambettola è una delle favorite. Però ha di fronte un Pietracuta che forse ha l'arma in più, vuol dire lo spogliatoio, giocatori che conoscono, è già un grosso vantaggio. Ma la terza squadra che onestamente che si può inserire, diciamo onestamente, è il Torconca. Ieri Pasolini ha fatto 4 gol, ma Pasolini in promozione fa la differenza. E poi il Torconca ha dei giocatori importanti come Casoli, come Franchi, come Mani, giocatori che hanno giocato in promozione e in campionato apertissimo. Mentre invece, onestamente, quello che mi sta deludendo dai nomi che ha è il Santarmete. Un Santarmete non può prendere 6 gol a Torconco, ha dei giocatori come
Gatel Colonna, Merendino, Noschese, Contadini, ma sono giocatori che hanno fatto la promozione, hanno fatto l'eccellenza. Prendere 6 gol è una vergogna. Questi giocatori qua, onestamente. Quindi io sono chiaro. Mentre invece il Misano, con la sconfitta di ieri, secondo me è fuori da ogni giro. È una squadra giovane, però complimenti alla Scout UM che ha ottenuto queste ultime 2 domeniche 2 belle vittorie. Onestamente invece la sconfitta ieri del Nuovo Feltria ci può anche stare. Il Nuovo Feltria, il mister Giordi, sta lavorando bene. Ha messo a posto la difesa, però onestamente il Nuovo Feltria segna poco. Come detto, bisogna subirne poco, però si vuole anche fare di gol. Però il campionato, secondo me, ieri la sconfitta del Nuovo Feltria non mi sorprende più di tanto, perché il Pietracuta ha tutte le carte in regola per fare il campionato. Il vantaggio, come ho detto prima, del Pietracuta è lo spogliatoio. I giocatori si conoscono, però delle volte i grandi nomi non fanno una squadra. Allora, quello sono d'accordo con te. Quello che ti voglio far capire io, che ne abbiamo parlato anche le altre volte con, tra l'altro, il centrocampista del Pietracuta, è il punto che tu hai centrato in questo momento, nel senso che solo Gambettola, con i nomi altisonanti che ha, potrebbe trovare dei rumors interni che non gli permetterebbero, Roberto magari che anche di Gambettola mi può correggere, non gli permetterebbero di vincere il campionato. Il Pietracuta la trovo una squadra, secondo me, l'unica che davvero può dar fastidio fino alla fine al Gambettola per la rosa che ha, giocatori molto validi e molto importanti. Il Santermete, ti correggo su una cosa, è vero che ieri ha preso 6 gol e non va bene, sicuramente è frutto di una bruttissima prestazione, però c'è da dire che dalla prima giornata il Santermete sta giocando senza la difesa. Tutti gli infortuni che ha avuto in questo momento riguardano tutti i giocatori del reparto difensivo. Questo va detto, e secondo me sostituire Vutai con Noschese, che viene da campionati fatti in Serie D con apparizione addirittura in Serie C con l'Avellino, vuol dire tanto. È un colpo grosso da parte del Santermete, ma è logico, come dicevi tu, questo lo aggiungo anch'io, aspettarsi qualcosina di più vedendo la qualità della rosa. Sicuramente non si possono nascondere, ma il presidente Martino è stato chiaro anche quando è intervenuto nella nostra diretta televisiva. Filippo, volevo ritornare a te, quindi da qui alla fine ci dobbiamo aspettare un campionato della 2M semplicemente con l'obiettivo della salvezza, oppure l'asticella la possiamo alzare? Beh, diciamo che l'obiettivo primario è la salvezza, poi tutto quello che viene in più è oro, diciamo, però ripeto, è una società che è salita comunque 2 anni fa, quindi sono stati chiari con noi, l'obiettivo primario rimane salvarsi. E poi ovvio che c'è sempre la speranza di far meglio e noi cerchiamo di giocare veramente ogni palla dopo palla, neanche partita dopo partita, quindi l'obiettivo, come dice il mister, è giocare alla morte ogni partita, cercare di fare più punti possibili, poi a fine campionato andiamo a guardare la classifica e vediamo cosa ne esce. Ovvio, magari adesso sei lì a 11 punti, è un attimo anche entrare nei playoff, perché domenica giochiamo contro il Bellaria. Se dovessi vincere, capito, sei direttamente arrivi a 14 punti, però è un attimino, comunque il Bellaria è una squadra tosta che non molla mai, e infatti l'ha dimostrato, ha pareggiato mi sembra alla fine anche al 95esimo anche sta giornata, e quindi non è un campo facile, quindi bisogna veramente giocare un attimino partita dopo partita, piedi per terra, e vediamo cosa ne esce. Prego Renzo, ti ascolto. Vorrei fare una domanda, so bene che non lo conosco, a Filippo. Vai. Io voglio fare una domanda, così se lui non lo so se è d'accordo. Queste squadre che hanno inserito, come l'Azar, come lo Spontriciolo, come lo stesso Verrucchio, tante altre squadre, non hanno un po' indebolito il campionato? Indebolito? Sì. Sì, secondo me sì. Secondo me sì, onestamente sì, perché ho visto poco bene lo Spontriciolo, poi per carità noi facciamo una partita contro ogni singola squadra, quindi adesso nel girone d'andata finora ho visto lo Spontriciolo male perché non ho visto una squadra unita, poca organizzazione,
Sì, anche l'Asar, per dire, noi abbiamo perso contro l'Asar, però è stata una squadra che non mi ha stupito, secondo me, perché abbiamo sbagliato più noi l'approccio alla nostra gara che loro l'abbiano fatta bene. Ultima mia domanda, invece i suoi cugini della Sampierana come li vede in quella difficoltà? Sampierana sì, è un derby sempre sentito con noi perché esatto, Mercato e San Piero sono lì. Sampierana io penso che abbia un'ottima squadra invece, perché comunque ha dei valori importanti nella rosa, lo stesso Pippi, Lanzi, è una difesa comunque vecchia, esperta, un portiere giovane e forte che ha fatto anche campionati, quindi la cosa strana è che siano in fondo. Adesso il mister so che non c'è più Madonia, dovrebbe essere andato, forse è stato, non so se si è dimesso o se è stato esonerato, però secondo me alla lunga la Sampierana verrà fuori e io penso che comunque sia sempre un'ottima squadra. Magari quest'anno non gli sta girando tutto bene, loro sono giocatori che comunque si conoscono, sono lì da anni e quando c'è comunque dei valori importanti come Pippi che ti mette della qualità e dell'inventiva vuol dire. Allora Roberto, se hai anche tu un'altra domanda per Filippo, altrimenti lo lascio andare e commentiamo. No, è stato talmente chiaro che... Quindi promosso. Non ho devo fare un'osservazione a Renzo sul Gambettola, se interessa sì. Filippo la faccio anche in sua presenza. Vai. No, volevo dire, adesso nessuno può negare il valore della rosa del Gambettola, perché se ci mettiamo a negare questo facciamo ridere, però bisogna dire che anche il Gambettola sta avendo abbastanza problemi con gli infortuni, perché Bucay si è fatto male a Misano, un infortunio molto serio alla caviglia, e mi è stato detto oggi che dovrebbe tornare a gennaio. Ambrogetti, l'altro attaccante, che tra l'altro mi sembra che sia proprio di San Piero in Bagno come origine, ha anche lui un problema e ho chiesto tempi di recupero, oggi mi è stato detto non sono chiari, quindi non sono chiari, sai, può voler dire un mese, come 2, come 3, quindi questo poi togli Bucay e Ambrogetti, rimangono tutti gli altri che sono tutti giocatori forti, per carità, però insomma... male anche Radoi, se non sbaglio, con il Nova Fede. Sì, no, ma l'ho detto prima, non so se ho sbagliato il nome, ma si è fatto male Radoi a Misano alla caviglia. Dovrebbe tornare a gennaio, dovrebbe. Però sai... Caviglia è delicata, sì. No, volevo dire, adesso non per fare un raffronto o per fare del male a Daniele, però il nostro amatissimo Marco Van Basten con una caviglia ci ha chiuso la carriera. Questa è una ferita che anche per me è molto dolorosa. Spero che Sori non ti senta. No, anzi io gli ho fatto un in bocca al lupo 2 settimane fa in una trasmissione radiofonica, ne approfitto per fare in bocca al lupo, tra l'altro non a Sorin ma a tutti i calciatori che sono fuori adesso per infortunio, perché immagino che per un calciatore stare fermo per un infortunio deve essere proprio una tortura atroce, quindi bocca al lupo a Sorin e a tutti gli altri, ma di qualsiasi squadra, per carità. Allora, io Filippo ti ringrazio per l'intervento in questa serata, ti lascio andare e ovviamente anche con te strappo una promessa, ci risentiamo nei giorni di ritorno per capire anche l'andamento della tua squadra. Intanto in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Buona serata Filippo. Buona continuazione, grazie altrettanto a voi. Ebbene, allora adesso parliamo un attimo della giornata di ieri, così dopo andiamo a salutare il difensore del Gabicce Gadara Costa e apriamo la finestra sulla promozione marchigiana. Allora, andiamo a vedere i risultati, così facciamo chiarezza. Qui anche mi tocca tutte le volte, quando c'è questo derby tra Novafete e Pietracuta, leggere sti messaggi qui, che l'unica squadra che io tifo è il Milan, dove mi hanno visto che io tifo Novafete a Pietracuta, lo devono dire. Però, ti posso dire una cosa, Daniele, che non ti volevo dire adesso in modo pubblico, te la volevo dire in privato. Vai. Secondo me li devi ignorare, perché tu... No, ma ti spiego il perché. Tu vivi io capisco che tu rispondi, però Daniele gli dai importanza e invece a queste persone non devi dare importanza, li devi ignorare, perché altrimenti vincono loro. Capisci?
tu hai ragione, però io vivo in un paese. Ignorali. Queste sono cazzate, perché chi mi conosce, innanzitutto io non sono originario di Nuova Fete, quindi ho dato una mano a un presidente quando mi ha chiesto: guarda, so che fai giornalista, abbiamo bisogno, che Nuova Fete non ha mai avuto pubblicità, di darci una mano, perché avevo le trasmissioni televisive. Che questi poi vengono a scrivere determinate cose mi sta veramente sulle scatole, perché ieri chi mi conosce sa benissimo che ero con Renzo a riprendere i Gabicce, mi sono fatto veramente i fatti miei, non so neanche chi c'era, chi non c'era a livello di formazioni, chi c'era a livello di gente. Ho parlato anche con il dirigente del Pietracuta che mi ha chiamato prima di questa diretta, onestamente mi sono stufato, anche perché sono dei ragazzi giovani, non mi conoscono a me, io non simpatizzo per nessuno, tant'è vero che due anni fa loro hanno memoria corta, io ho tutti i giocatori di Nuova Fete contro, perché ho accusato pubblicamente, non lo rinnego, 2 anni fa, che un campionato che avevano fatto di prima categoria non mi era piaciuto l'andamento e le scelte tecniche del loro mister, ma non dei giocatori. I giocatori se la sono presi, quindi capirai il casino che è venuto fuori. Che poi mi sento dire da quelli di Pietracuta, che comunque non mando le immagini in onda, che non ho perché sono tifoso di Nuova Fete, mi viene proprio da ridere. Quindi io adesso ho voluto specificare, perché comunque facciamo i giornalisti, siamo qui in una diretta, parliamo di tutte le squadre, tutte le volte sempre queste storie qui. Uno dopo un po' si rompe perché non ne posso più. Non ci vanno piano, perché scrivono anche delle cose pesanti. Ho letto dei messaggi che li ho cancellati, perché se li vede qualcun altro li denuncia anche. Quindi mi sono messo appunto, li hai letti anche tu, tanto, no? Maiale, ste robe qui. No, io non li ho letti, però dicevo... presente con la 2M hanno scritto 2 cose pesanti che se li leggeva Filippo, qualche dirigente della 2M, li poteva anche denunciare. Sono ragazzini, certo. Ok? Allora mi metto io nei loro panni e mi faccio anche da autore. Però così non sono ragazzini, ma Daniele, se trovano quello che li prende di punta, sono ragazzini che si trovano in un mare di guai, quindi bisognerebbe che ci pensassero, se non loro, qualcuno che magari legge questi messaggi e dovrebbe fargli presente: ragazzi, ridere, scherzare, ci può stare, questo no. Vabbè, comunque non hanno neanche i dirigenti tra di loro, si parlano che c'è questo cavolo di campanilismo, fra un po' esplodo io, ci do dentro con 2 articoli sia da una parte che dall'altra, perché mi hanno proprio stufato, dopo li bersaglio veramente. Vabbè, dai. Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, parliamo delle Marche, che le Marche sono una bellissima regione, dai. Facciamo subito Lorenzo, che sta anche aspettando. Lorenzo, ti chiedo un minuto, so che ci sente. Le Marche sono una bellissima regione, Gabicce è una bellissima città, vai. Allora, sfidiamo questa pagina e poi vado subito da Gabicce. Chiedo scusa agli amici di Gabicce e a Lorenzo, che sta aspettando da circa 5 minuti. Un attimo. Allora, Renzo e Roberto, aiutatemi a fare un punto preciso di questa giornata di campionato. Vai. Pietracuta, io credo che sia l'unica, lo ripeto ancora una volta, in grado di poter dare fastidio alla capolista Gambettola, per quello che ho visto in campo fino a questo momento. Sei d'accordo Renzo e sei d'accordo tu, Roberto? Io ti dico una cosa: Pietracuta ha tutte le carte in regola per vincere questo campionato, però perché lo sta dimostrando, 7 vittorie, una sola sconfitta, fatto 14 gol, subiti 4, lo stesso Gambettola, 6 vittorie, un pareggio, una sconfitta, 17 gol fatti, 4 subiti, stanno dimostrando che sono le 2 squadre che secondo me giocheranno fino alla fine. Uniche che potrebbe inserire, come ho detto già poc'anzi, in questo Torconca. Però ecco, uno è il gruppo, vale dire il Pietracuta, che da anni che giocano insieme, è già un grosso vantaggio. Mentre il Gambettola ha di grandi nomi, ma come dicevo giustamente da altri, ha parecchi infortunati. Di questo mi dispiace, perché io Radoi è il mio idolo, io me lo ricordo. Renzo, rimani sul Pietracuta, perché voglio andare da Costa a Gabicce. Rimani sul Pietracuta, rimani sulla domanda per piacere, perché stiamo facendo aspettare Lorenzo. Quindi ritieni opportuno che il Pietracuta la pensi come me, che sia l'unica che possa dar fastidio al Gambettola? Senza dubbio. Okay. Pietracuta è l'unica squadra, come ho detto prima, può dar fastidio a questo Gambettola, ma anche il Gambettola può dar fastidio al Pietracuta. Ok, Roberto, sei d'accordo tu? Io penso questo, che se fosse il ciclismo nella volata finale troviamo Torconca e Gambettola. Ah, tu addirittura Torconca e Gambettola nella volata finale, quindi scusami, Pietracuta e Gambettola.
Cioè, secondo me la volata sotto lo striscione del traguardo sarà Pietracuta Gambettola. Ho sbagliato. Ok, vediamo anche il prossimo turno. Bellaria Regina Marina 2M, Gambettola Gatteo, Granata Asar, Pietracuta Misano, altra bella partita, Sant'Ermete Spontriciolo, San Pierana Vis Nova Feltria, Torconca Verrucchio. Eccole qui, queste sono le gare in programma domenica. Ricordiamo che si gioca la 9ª giornata di campionato. Adesso tra l'altro, solo una parola, volevo dire, il Gatteo ha cambiato allenatore, è tornato Pessina. Ho visto. E ha cambiato anche la San Pierana. Oggi l'ho letto il nome dell'allenatore, che tra l'altro non conosco e devo ammettere che non me lo ricordo, quindi chiedo scusa alla San Pierana, a Oberdan, al presidente, però ho letto che hanno chiuso per l'allenatore ma non ricordo il nome, mi dispiace. Allora adesso passiamo alla promozione. Scusatemi, Pessina, dove è andato Pessina? A Gatteo Renzo. A Gatteo. Sì. E poi volevo dire una cosa, poi che la gara Fierizione San Marino si gioca sabato sera alle ore 20:30. Sì, sabato sera si gioca. Sì. Avevo già visto che la FIA faceva diversi anticipi al sabato. Adesso andiamo a salutare Lorenzo Costa e iniziamo a parlare di promozione marchigiana, se siete d'accordo. Dimmi, Roby, dovevi aggiungere qualcosa? No, non è una cosa importante, lo diciamo un'altra volta, non facciamo aspettare di più l'ospite, vai. Ciao Lorenzo, ben ritrovato. Ciao a tutti. Allora, dobbiamo vedere con te la partita di ieri, capire un attimo questo Gabice che in casa ha un andamento, fuori casa ne ha un altro, quindi partiamo con ordine, con risultati e classifica per quanto riguarda la promozione marchigiana. Poi ho fatto anche una promessa al tuo presidente che vedrò anche di estrapolare questo pezzo dove intervieni tu con tutto il campionato marchigiano sulla nostra pagina in modo tale da condividerla poi anche con gli appassionati del calcio marchigiano in generale. Cantiano Olimpia Marzocca 0-3, Filotranesi Ilario Barbaro Lorenzini 2-3, Gabice Gradara Passatempese 2-2, Loreto K Sport Montecchio 0-2, Osimana Atletico Mondolfo Marotta 0-1, Osimo Stazione Valfoglia 0-1, Portuale Ancona Villa San Martino 3-2, Sassoferrato Fermignanese 1-2, Castelfidardo Moia Vallesina 2-1. Le statistiche di questa giornata: i gol fatti sono stati 27, le vittorie in casa 2, le vittorie fuori casa 6, i pareggi 1. La classifica dopo l'8ª giornata di campionato. L'Osimano al comando a quota 17, Villa San Martino, Ilario Barbaro Lorenzini, Valfoglia 14, Atletico Mondolfo Marotta, Portuale Ancona, Olimpia Marzocca, Passatempese 13, Gabice Gradara, Fermignanese, K Sport Montecchio 12, Filotranese 11, Castelfidardo, Moia Vallesina 9, Sassoferrato, Osimo Stazione 8 punti, Loreto 3, Cantiano Calcio 0 punti. Lorenzo, io farei così, prima di sentirti, interpellarti per quanto riguarda la partita e capire un attimino quali sono i problemi al Maggi delle Gabice rispetto alle apparizioni in esterna che sono fantastiche le vostre, io direi andiamoci a godere un attimo l'intervista di Renzo, ma prima il filmato della partita di ieri che vi vedeva protagonisti. Eccolo qui. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Al Maggi, prima delle 2 gare interne di Gabice Gradara, avversario di turno la Passatempese del tecnico Massimo Busillacchi per l'8ª giornata del campionato di promozione marchigiana. Squadra separata alla vigilia da un solo punto in classifica, 12 punti della Passatempese contro gli 11 del Gabice Gradara. Umori diversi con i Gabice Gradara che arriva dalla bella e convincente vittoria in esterna sul campo dell'Ilario Barbaro Lorenzini, la Passatempese dalla sconfitta interna con l'Osimo Stazione. Abita la gara Leonardo Salvatori della sezione di Macerato, coadiuvato da Simone Giacomucci e Davide Paradisi, entrambi della sezione di Pesaro. Al via padroni di casa subito pericolosi dalle parti di Campana, il tiro di Grassi si perde sul fondo. Risponde la Passatempese con il suo uomo migliore, l'attaccante Gonzalo Ferrera, che con un solo personale mette a dura prova i riflessi di Azzolini. A 15° la gara si sblocca, dal corner battuto da Agostinelli arriva a colpire la sfera il capitano Mandolini. Il primo tentativo viene ribattuto dalla difesa di casa, ma Mandolini successivamente indovina l'angolo con traiettoria sporca e velenosa che Azzolini può solo toccare senza impedire il gol del vantaggio alla formazione ospite.
ma il calcio è letale. Da un'impostazione sbagliata di Grassi viene fuori un assist per la corrente Catena, che da distanza impossibile vede Azzolini fuori dai pali, inventando un pallonetto che in questo caso l'ex Rimini può solo toccare senza evitare il doppio passivo. A 17esimo gli ospiti vanno sul doppio vantaggio, 0-2 un po' a sorpresa. La replica di Gabicce Gradara è affidata ai calci da fermo. Da calcio d'angolo Costa prova il tiro direttamente in porta, Campana ci mette i pugni, l'azione prosegue, Costa scodera un nuovo cross al centro dell'area dove Vegliò addomestica la sfera, si gira trovando la respinta corta di Campana che viene successivamente supportato dalla propria difesa. L'attaccante in maglia numero 9 è ancora protagonista alla mezz'ora di gioco quando subisce questo tocco in area di rigore da Esposito, ma Salvatori fa segno di proseguire. Il replay ci aiuta a capire meglio la situazione da gioco. Il monologo dei padroni di casa prosegue, il cross di Grandicelli viene sporcato divenendo invitante per l'acrobazia di Grassi, il centrocampista non trova il bersaglio, ancora Grandicelli il protagonista con un alto traversone, al centro sbetta Cinotti ma il suo colpo di testa viene deviato in corner. Dalla bandierina altro cross di Costa, colpo di testa di Vegliò che si stampa sul palo, poi successivamente Campana devia la sfera in corner. Finale di tempo con Agostinelli che cerca il solo personale, viene murato, il pallone termina sul piede caldo di Ferrera che trova una nuova deviazione in corner. Dalla bandierina Agostinelli pesca Mandolini, Azzolini allontana il pericolo, con le squadre che vanno a riposo sullo 0-2. Nella ripresa il match diviene ancora più bello, Baierani prova a scuotere subito i suoi con un tentativo dalla distanza deviato in angolo, spettacolare l'acrobazia poco dopo di Cinotti che pescato da Grandicelli con una volée per poco fa venire giù tutto lo stadio, la traversa rinnega la gioia del gol, ma attenzione, il contropiede della passatempese la potrebbe anche chiudere con il suo uomo migliore in campo, il solito Ferrera, e segue una sgaloppata che si spegne di pochissimo al lato. Vegliò non molla, desideroso di trovare il gol, ci prova dalla distanza senza fortuna, ma sarà più fortunato poco dopo al minuto 19 della ripresa quando di testa chiama il miracolo Campana che riesce a respingere il suo primo tentativo ma non il secondo, con il portiere che respinge la sfera oltre la linea di porta. Per Vegliò terzo centro in stagione. Un giro di lancette e uno dei cambi intrapresi da Scardovi ad inizio ripresa porta i benefici sperati. Ulloa porta a spasso sfera e pallone venendo atterrato dentro l'area di rigore da Zoli. Salvatori, ben appostato, questa volta decreta il penalty per i padroni di casa. Dagli 11 metri Vegliò non sbaglia ristabilendo la parità in campo, riportando i buoni umori in tribuna, specie al presidente Marsili che 2 giorni prima aveva compiuto gli anni. 2 minuti più tardi, dall'altra parte, la solita serpentina di Ferrera viene fermata dall'altro cambio eseguito da Scardovi ad inizio ripresa, alias Maggioli, intervento prodigioso del centrale difensivo che vale quanto un gol, visto che erano pronti al tiro Agostinelli e Catena. Lo stesso Agostinelli chiama sul proprio palo alla respinta Azzolini qualche minuto più tardi. Nel finale 2 sterili tentativi da una parte e dall'altra a cura di Mattia Mezzanotte e di Ulloa, prima del colpo dello Scorpione a cura di Cinotti che si alza sopra la porta difesa da Campana. Rimane questa l'ultima azione di un match molto divertente che vede Gabicce Gradara ancora una volta non uscire con i 3 punti davanti al pubblico amico, ma la squadra di Scardovi raddrizza una partita persa dopo i primi 45 minuti di gioco, mostrando grinta, determinazione e voglia di risultato. Alla fine rischia anche di vincerla non senza soffrire e domenica a Maggi arriva l'Ossimo Stazione. Bellissima partita Lorenzo, ricchissima di azione, addirittura questo servizio è durato circa 4 minuti e 30, azioni da una parte e dall'altra. Volevo capire con te, iniziamo dalla partita di ieri, quali sono state le difficoltà che avete avuto contro la Passatempese a tuo modo di vedere? Ma diciamo onestamente... Aspetta Renzo, fammi parlare Lorenzo, poi arrivo da te. No, perché stava rispondendo Renzo. Secondo me... Si è immedesimato. Secondo me ieri nel primo tempo siamo stati un pochino troppo smanati in campo e abbiamo cercato un pochino con troppa fretta il gol e poi alla fine l'abbiamo preso noi e dopo 5 minuti abbiamo provato subito a pareggiarci, siamo un po' sbilanciati e abbiamo preso anche il secondo. Secondo me al primo tempo siamo stati un pochino più troppo smanati in campo con un pochino troppa fretta. E anche perché loro hanno corso tanto il primo tempo, secondo me un pochino sono calati fisicamente e ci siamo un pochino aggiustati in campo, eravamo un pochino più quadrati e alla fine abbiamo fatto meglio secondo me. Lorenzo, tu che hai visto la partita con me, intanto ti faccio interpellare subito Lorenzo che ti ascolta, quindi se vuoi porre una domanda in base a quello che tu hai visto ieri con me, se hai delle cose da chiedergli. Prego Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao Renzo. Ciao, per sentire una cosa, io la mia domanda
non è della gara di ieri, anche la gara di ieri. Voi in casa avete fatto una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta. A parte la vittoria con il Mondolfo Marotta, ma le altre 3 partite sempre eravate in svantaggio. Con il Villa San Martino perdevate 1-0 e alla fine avete pareggiato. Con il Real Montecchio non l'avete vinta, avete preso, poi alla fine avete preso il gol 1-0 e ieri sotto il nuovo di 2-0, poi alla fine siete riusciti a pareggiare. Perché in casa non riuscite a fare quel gioco come fate in trasferta? Queste 3 partite sempre in vantaggio. Da cosa dipende? Secondo me anche ieri potevamo giocare un pochino meglio, magari in casa cerchiamo subito di far nostra la partita, mentre possiamo avere un pochino più pazienza molte volte, secondo me, ecco. Anche sotto il piano della mentalità, sotto il piano del gioco, come dice Inter, secondo me possiamo fare molto meglio. Ma ritornandoci alla gara di ieri, questi 2 gol presi dal 15esimo al 20esimo in 2 minuti si potevano anche evitare, specialmente il secondo. Sì, secondo me, come ti dicevo prima, Renzo, siamo stati il primo tempo un pochino troppo smanati, e quando prendi magari il primo gol devi aspettare 5-10 minuti e cercare di non prendere il secondo, e invece mi sembra che sia già la seconda volta che ci capita di prendere un gol e quasi subito dopo un altro. E secondo me in una partita ci sono diversi momenti e bisogna cercare di sapere gestirli, ecco, e di capirli. Magari invece noi in casa abbiamo un pochino troppo a foga, e anche di vincere la partita, di far bene, e alla fine non dico che siamo la zappa sui piedi, ma possiamo far meglio, ecco. Cosa aveva detto il mister Scardovi nello spogliatoio tutto il 2-0? Perché nel secondo tempo si è visto un altro Gabicce. A parte anche i cambi sono stati veramente indovinati. E ci ha detto che dovevano giocare più tranquilli, con un pochino più di grinta e con determinazione, con un pochino più di mentalità, che è quello che ci chiede sempre lui. E infatti secondo tempo si è visto, dai, siamo scesi secondo me con un altro piglio in campo tutti. Lorenzo, io sto notando questo. Lorenzo, dopo ti ridò la parola, ci mancherebbe. Sto notando questo, vedendo appunto anche ieri che ero presente con Lorenzo, riprendendo anch'io le vostre partite quest'anno in collaborazione anche con Antonello, che ci sarà dalla prossima. Siete migliorati, molto di voi, conoscendovi e giocando assieme già da diverse stagioni, nel fatto di personalità. Mi spiego meglio. Quando ieri è vero che perdevate 2-0 in un primo tempo non all'altezza della situazione, se così vogliamo dire, ho visto Vegliò più volte chiedere palla, andare incontro, anche cercare parecchi assoli personali. Magari il primo anno a Gabicce non l'avrebbe fatto. Adesso, crescendo anche lui insieme alla società, insieme a questo gruppo che da anni gioca assieme, ho visto nei momenti di difficoltà lo spirito di squadra. Io credo che è vero che sono arrivate le mosse di Scardovi ad inizio di presa, con i cambi, con le parole utilizzate dal mister e tutto quanto, però io credo che siate veramente cresciuti a livello di personalità, e perché no, abbiate capito che in questa promozione il Gabicce Gradara può essere protagonista con questo gruppo. Sei d'accordo? No, quello che dici è vero, anche Franci per noi è un giocatore molto importante. Quando riesce a star bene in campo si vede che ti può creare un guizzo, un tiro o una palla per un compagno da un momento all'altro. Il mister ci dice sempre che dobbiamo cercare di crescere sotto l'aspetto della mentalità, e infatti c'ha ragione e ci stiamo provando, ecco, diciamo. E invece questo campionato come lo reputi rispetto agli altri anni, rispetto fino a quando almeno avete avuto l'occasione di terminarli, ovviamente, i campionati di promozione? Secondo te è più difficile, vedendo anche le formazioni di Osimo incluse? Probabilmente l'Osimana è la favorita, vedendo la formazione, è la squadra più quotata. E lo reputo un campionato molto equilibrato, perché alla fine, come vedi, c'è chi gioca in casa può perdere, e se giochi fuori puoi vincere,
e quindi è un campionato molto equilibrato e te la giochi con tutte, dalla prima all'ultima della classifica, ogni domenica te la giochi a armi pari, diciamo. Allora, guarda, ti do un assist che sicuramente Renzo coglierà con il sorriso che lo contraddistingue. Renzo, hai sentito la risposta che ti ha dato in merito alla risposta che ti ha dato anche Filippo prima sul campionato di promozione Romagna? Tu ieri, 2 settimane fa, eri con me a Pietracuta, hai visto Pietracuta Scontricciolo. Ieri eri con me, hai visto Gabicce Gradara a Passatempese. Diciamola tutta, è un campionato diverso quello di promozione marchigiana rispetto a quello di promozione romagnola, sicuramente più tosto, no? Non voglio dire niente. Vai. Il campionato di promozione romagnolo ci equivale a una figura. Ho detto tutto. No, aspetta, prima categoria romagnola, no marchigiana. Romagnola, ecco, è una prima categoria. Però onestamente, vedere sabato passato, vedere Pietracuta Scontricciolo e ieri vedere Gabicce Gradara e Passatempese, veramente c'è una grossa differenza. Ieri probabilmente la gente si è divertita perché veramente si è visto giocare il calcio, grinta, volontà. Adesso è difficile fare i paragoni, però onestamente il livello nelle Marche è molto più alto. Ma io voglio fare una... Vai, ti ascolta Lorenzo, vai. Una domanda all'amico Lorenzo. Il Gabicce quest'anno ha una squadra fortissima, può puntare a fare un bellissimo campionato, perlomeno puntare a fare i playoff. Ma io una domanda che voglio fare. Avete una bella squadra, però i dirigenti quest'anno hanno lavorato molto bene, soprattutto nel settore giovanile, negli acquisti, negli under. Veramente sei d'accordo? Perché luce di giovani veramente interessanti. Sì, secondo me quest'anno senza nulla togliere a quelli che abbiamo avuto gli altri anni, quest'anno abbiamo dei giovani veramente bravi e che si applicano e che si impegnano veramente tanto, e questo è importante anche nell'allenamento in sé per sé, perché ti fa crescere tutto il gruppo, ecco. I giovani quest'anno sono bravi, anche Montrelli e Ulloa, che sono gli ultimi arrivati, mi sembra da Rimini, sono veramente, sono bravi. Si vede che sanno giocare. C'è anche Innocentini che è con noi da un sacco di anni, c'è Di Fino che è già un annetto che è con noi, sono tutti degli under molto validi, ecco, che secondo me non avevamo mai avuto prima, ecco. Qui Lorenzo, torniamo al discorso che ti dicevo prima, appunto, in virtù della sicurezza che avete acquisito voi nel corso di questi anni, giocando assieme, siete riusciti a trasmetterla paradossalmente anche ai giovani che si sono facilmente inseriti nel vostro gruppo, tant'è vero che si stanno mettendo in luce. Qui va dato atto alle qualità della società di saper selezionare anche dei giovani dalla vicina Rimini adatti per un campionato di promozione marchigiano come il vostro, quindi complimenti anche in questo. Allora, io farei una cosa, adesso andiamo a vedere le interviste realizzate a fine gara, perché è andato a sentire il nostro Renzo, il tuo compagno di squadra Grandicelli, e anche poi il commento del DS Maggi, l'intervista a cura appunto del nostro Renzo. Sono in compagnia con l'attaccante Luca Grandicelli. Luca, diciamo dopo il 2-0, un 2-2, lo vogliamo paragonare a una vittoria? Ma sì, eravamo partiti male, il primo tempo abbiamo fatto fatica, loro sono andati avanti di 2 gol, forse anche immeritatamente, poi però al secondo tempo abbiamo ripreso la partita in mano, siamo stati bravi e penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Con questo pareggio diciamo avevate oggi sperato di una bella vittoria, perché in caso di vittoria ci andava a 3 punti dalla vetta, però la vittoria è mancata. Cosa è mancato a voi oggi? Certo, vincere era importante oggi, perché si faceva una vittoria contro una squadra appunto avanti in classifica, e diciamo che è stata una mancanza generale di gioco, di collettività nel primo tempo. Poi secondo tempo abbiamo fatto tutto bene, abbiamo fatto meglio e secondo me le cose sono girate più e si è visto nel corso del tempo. Sono in compagnia con il direttore sportivo del Gabicce Gradara, Gabriele Maggi. Gabriele, una partenza non facile, dopo un 2-0 a un 2-2 la possiamo considerare una vittoria? Diciamo che sicuramente abbiamo sbagliato i primi 15 minuti, dove abbiamo subito 2 gol, tra l'altro evitabili, perché sono stati, si può dire, errori nostri,
Però quello che diciamo dobbiamo cambiare sicuramente la mentalità di entrare in campo subito, cioè la partita dobbiamo capire che inizia dal primo minuto quando si entra in campo, e anche a Barbara purtroppo i primi 10-15 minuti siamo andati sotto e dopo, per carità, abbiamo fatto una gran partita, però non sempre si possono portare a casa. Sicuramente dal 2-0 passare al 2-2 sicuramente è un risultato positivo, la reazione della squadra si è vista. Abbiamo giocato anche un buon calcio, però ripeto, le partite iniziano al primo secondo che inizia la partita, insomma. Tu che sei stato un grandissimo giocatore, l'appoggiamo questo pareggio, chiamarla Massimo Scardovi, diciamo che nel secondo tempo l'istituzione tutti li hanno seccate e la partita ha avuto una svolta? Ma sicuramente il mister ha fatto i cambi giusti, però voglio ricordare che noi abbiamo una rosa proprio perché logicamente vogliamo ambire ad avere, logicamente, far risultato tutte le partite. E poi è vero, ci sono gli avversari, però ecco, ripeto, oggi do più demerito alla nostra squadra, cioè alla nostra prestazione nei primi 15 minuti, che al valore vero degli avversari. Ultima mia domanda, come in casa non giochiamo un bel calcio come in trasferta? Perché in casa sono 4 partite, una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta, è un po' pesante. Beh, sicuramente in casa non abbiamo un rullino di marcia, diciamo, da primato, però secondo me oggi la prestazione c'è stata, non è che non c'è stata. Abbiamo sbagliato i primi 15 minuti, si può dire, dove abbiamo lasciato, siamo stati un po' timorosi a non prendere i pallini in mano, però la prestazione c'è stata. Diciamo, non è che considero la prestazione non valida, la prestazione è stata valida, dopo è normale, abbiamo speso tanto alla fine arrivare al 2-2 e poi, ripeto, magari non abbiamo avuto più quelle forze per poter portare a casa la partita, però voglio dire, oggi è andata così, speriamo che domenica questa cosa serva di lezione per partire dall'inizio come si deve. Bella questa intervista, bravo Renzo. Lorenzo, dica, Baldisseri, dica. Io vorrei fare l'ultima domanda all'amico Costa, se si può fare. Vai, fai, che dopo do lo spazio a Roberto per concludere con la prima categoria, vai. Lorenzo, io ho visto tante le partite, le ho viste tutte, ma una cosa è una mia impressione personale, non so se tu la pensi come me. I Gabicci, se vi lasciano giocare, secondo me non ce n'è per nessuno. Se invece vi pressano, andate in difficoltà. Secondo te è giusto il mio parere? Una domanda che ci può stare, sì, come domanda. Infatti il mister a volte ci chiede di avere un pochino più di personalità e quando siamo passati di continuare a giocare lo stesso. A volte ci proviamo, ci riesce bene, ma a certe volte ci riesce meno bene, ecco. Ci sta. Però se vi presso andate in difficoltà, come ho detto prima. Invece se vi lasciano giocare veramente non ce n'è per nessuno. Però ecco, ho visto quanto se vi piacciono, come con il Montecchio, con il Villa San Martino, anche ieri con la portata in pese, non mi hanno fatto giocare. Primo tempo ha speso tanto, secondo me ha speso tanto, infatti il secondo tempo erano un pochino più stanchi, secondo me. Il primo tempo in corso tanto. Ma è bello che lui ti chiede a te la tua opinione, tu dai la tua opinione, però alla fine Renzo dice io, questo è il bello. Andiamo a vedere il prossimo turno, poi ti saluto Lorenzo, anzi grazie per l'attesa. Atletico Mandolfo Marotta, Filotranese, Gabicci Gradara, Ossimo Stazione, quindi è la seconda consecutiva, come dicevo ieri nel servizio registrato, che avrete in casa domenica prossima. Ilario Barbara Lorenzini Loreto, K Sport Montecchio Cantiano, Moie Vallesina Osimana, Olimpia Marzocca Fermignanese, Passatempese Castelfidardo, Valfoglia Portuale Ancona, Villa San Martino Sassoferrato. Beh, diciamo che al Maggi avere comunque questa partita contro l'Osimo Stazione è un bel vedersi sulle tribune sicuramente, ma anche in campo sarà sfida vera, sfida durissima, no Lorenzo? Come ti ho detto prima, Daniele, il campionato, ogni partita è da giocare, perché in ogni partita può succedere di tutto, ecco, quindi domenica dovremo scendere in campo di certo subito dal primo minuto con un alto piglio e con pazienza cercare di portare a casa la vittoria davanti al nostro pubblico, ecco. Perfetto.
Allora, caro Lorenzo, ti riporto prima di farti uscire intanto dei commenti anche che sono arrivati da parte del tuo presidente, che salutiamo. Gianluca, ti facciamo gli auguri in ritardo che hai compiuto gli anni venerdì. Vai Lollo, dice il presidente, e poi anche un tuo ex compagno, Federico Bastianoni. Ciao Federico, grazie. Costa Fenomeno. Basta. Me lo aggiungo Sì. quando tiri i calci di punizione è sempre un bel vedere. Quest'anno ci è già regalato qualche prodezza sia tra Coppa che campionato. Speriamo che c'è qualche altra occasione, dai. Dai, speriamo bene. Va bene, Lorenzo, ti lascio andare. Grazie anche a te, doppiamente. Grazie. Comunque siamo in un giorno di festa per la tua partecipazione e ci risentiamo poi Prego, per un i prossimi piacere. appuntamenti. In bocca al lupo per tutto. Ciao Lorenzo. Crepi. Buona Ciao, serata, ciao, Lorenzo. ciao. Grazie mille. Ciao ciao. Bene Matteo, tu che ci stai seguendo dalla regia, allora mi fai la cortesia poi a fine puntata già di estrapolare il pezzo che riguarda appunto l'eccellenza Romagna con il mister del Val Santerno e il pezzo che riguarda le Marche con il protagonista Costa e ovviamente per la promozione Romagna quello che riguarda Filippo Taioli della 2M. Roberto, ti ho tenuto un po' diciamo guardingo per quanto riguarda il campionato di promozione marchigiana perché ti volevo sfruttare in base alla tua presenza anche per il campionato di prima categoria perché ci sono molte squadre del tuo vicinato, chiamiamole così, che si stanno ben comportando in questo campionato. Ieri c'è stato anche un derby, andiamo a vedere risultati e classifiche di questa prima categoria. Atleti Poggio, Mondaino 0-1, Pacchia Cesenatico Delfini 0-0, Bellariva Virtus Borghigiana 3-0, Riccione Roncofredo 0-0, San Lorenzo Perticara 1-3, prima vittoria in campionato del Perticara all'8ª giornata, quindi 4 punti in classifica. Vedi Baldisserri a criticare, ti sta bene, ti sta. Stella Morciano 2-1, Villa Marina Polisportiva Sala 1-1. I gol fatti sono stati 13, le vittorie in casa 2, le vittorie fuori casa 2 e i pareggi 3. La classifica. Stella al comando e chi la ferma più a quota 24, Villa Marina 17, Roncofreddo 15, Riccione, Mondaino 15, Bacchia Cesenatico 13, Delfini Rimini 12, Atleti Poggio 10, Polisportiva Sala, San Lorenzo 8 punti, Bellariva Virtus 7, Morciano 6, Perticara 4, Borghigiana 1 punto. Allora Roberto, con te vorrei un attimino analizzare questa giornata di prima categoria, ti faccio vedere nuovamente con la collaborazione di Romagna Sport i risultati così ci dai maggior delucidazioni. Prego Roberto. No, beh, c'è stato questo derby dentro le mura di Cesenatico fra Villa Marina e Sala, con un buon pareggio, se non sbaglio era dato in vantaggio il Sala, se mi ricordo bene quello che ho letto oggi velocemente. E direi che più che altro il dato che emerge in modo prepotente è che la Stella veramente fa una corsa su se stessa ormai. È là davanti che va molto più forte di tutte le altre e diciamo che se non è la Stella a rallentare non credo che le altre avranno la forza di tenere questo ritmo e di poterla andare a prendere. Per il resto mi sembra che la classifica... Te la faccio vedere, eccola qui. Questi intanto sono i risultati di ieri e ti faccio vedere anche la classifica, te la faccio rivedere, eccola qui. Classifica, dai, qui è abbastanza schiacciata, anche se, come abbiamo detto, la Stella è là che va per conto suo, bisogna vedere dietro. Credo che ci sarà battaglia più che altro dietro dove mi sembra che il Perticara con quella vittoria che hai detto di ieri molto importante, è chiaro che si è staccata dall'ultimo posto. Però dietro ci sono tante squadre vicine e credo che ci sarà battaglia molto forte, più nella bassa classifica che non davanti. Sì, perché anche occorre dirlo, vedendo la classifica, che sono 8 giornate di campionato, quindi 8 per 3 fa 24, la Stella ha fatto l'unplane, quindi non ce n'è davvero per nessuno. Dietro no. Villa Marina è bravo a tenere il passo, come del resto Certo. credo che è un'autentica sorpresa in questa stagione, ne abbiamo parlato anche con i diretti interessati, e Riccione che magari aveva
qualche elemento in più per poter sognare di dar fastidio alla Stella, come del resto anche i Bacchia Cesenatico. Poi si sono perse per strada ed è spuntato tra dire e fare la formazione del Mondaino, che si sta mettendo bene in mostra, ma non mi sorprende il Mondaino. Da quando li conosco e sono in prima categoria hanno fatto sempre campionati di questo genere, quindi faccio nuovamente i complimenti, perché so quanto sia difficile, visto che sono stato lassù 2 o 3 volte a riprendere le partite, ma anche a realizzare servizi del settore giovanile con la collaborazione anche dell'Alta Valconca. Non è facile fare calcio quando ti trovi comunque collocato diciamo in posti non troppo vicini e di facile arrivo per quanto riguarda i giocatori, quindi doppiamente onore a loro e bravi davvero. Si riaccendono le speranze, Renzo, per quanto riguarda la bassa classifica anche per Ticara. Siamo contenti per loro, perché avevamo sentito anche il portiere Balducci la scorsa settimana e quindi avevamo parlato un attimino di maggiore attenzione durante la fase delle partite. Questa attenzione c'è stata ieri, perché è arrivato il successo contro il San Lorenzo, quindi bravi anche loro, facciamo i complimenti, perché è una squadra che comunque va applaudita. E poi abbiamo il Sala che, come ricordavi tu Roberto D'Altri, ha pareggiato nel derby con il Villamarina. Sala che si sta pian piano riprendendo dopo due sconfitte interne dove non aveva assolutamente demeritato, però purtroppo non ha avuto fortuna in Sala, e siamo sicuri che però, vedendo appunto anche la forza della squadra, si possa riprendere in questo campionato. Poi non so se c'è da aggiungere qualcosa, Roberto, e anche tu Renzo, se volete aggiungere qualcosa su qualche squadra, qualche curiosità in più, ditemi voi. Io direi, ma penso come l'amico D'Altri, perché in questo campionato c'è una stella che veramente si chiama proprio stella, ha preso il volo, ormai non si ferma più, perché 8 vittorie su 8 di 24 punti dimostrano che veramente c'è la squadra. Voglio tornare al Pertichiare, che ieri ha tenuto una bella vittoria in trasferta, che veramente gli fa classifica, ma soprattutto gli fa morale per il proseguimento del campionato. Mi trovi d'accordo. Intanto poniamo sotto lo sguardo della classifica il commento del giocatore della Stella, Luca Cicchetti, che è sempre entusiasta appunto di questo primato in classifica. Luca, ti gaso un pochino così ti faccio divertire, e appunto riconosciamo i meriti della tua formazione al comando, all'Amplay, 8x3 24, l'avete vinte davvero tutte, lasciate un punticino a qualcuno magari dietro che si deve salvare. No, bravi davvero, ovviamente. Sì. Se vanno avanti così fra 2 mesi avranno gli scontri con le squadre della promozione, perché vanno talmente forte che sono bravi, hanno fatto, prima della fine della stagione hanno fatto le cose per bene. Poi l'ultimo campionato che fecero in promozione. Io voglio fare una domanda all'amico D'Altri. Vai. D'Altri, mi senti? Ti sente, sì. Come sì, ma se tu parti con la premessa amico, so già che la domanda è cattiva. Vai, sono pronto. Ma non è cattiva. È forte. No, ma scherzo, Renzo, dai. Vai. È forte la vai. Oppure non debole alle altre squadre? Ma oddio, sai, stavo pensando adesso che c'è qualche squadra lì di dietro dalla quale io qualcosa di più mi aspettavo, ne dico una sola, per esempio il Bacchia. Io dal Bacchia qualcosa di più mi aspettavo, non che avesse gli stessi punti della Stella, questo no, però qualche punticino in più me l'aspettavo. Sai, adesso bisognerebbe anche andare a vedere le partite. Io confesso che la prima categoria non la vedo, quindi non è che voglio entrare proprio in tutti i dettagli tecnici, perché bisognerebbe vederli i campionati, bisognerebbe vedere le partite. E probabilmente la Stella, diciamo, magari vuoi perché ha indovinato gli innesti giusti, o vuoi perché aveva già un organico di buon livello, evidentemente è più forte. Insomma, tanto poi se uno ne vince 8 su 8, la logica è stringente, è la squadra più forte, voglio dire. Allora, questo è il prossimo turno: Delfini Villamarina, Roncofreddo, Bacchia Cesenatico, Mondaino, Borghigiana, Morzano, Atleti Poggio, Perticara, Bellariva Virtus, Polisportiva Sala, San Lorenzo, Stella Riccione. Chiaramente la partitissima credo che sia Stella Riccione, no? Voi cosa dite? Sì.
Renzo, assolutamente. ti mandiamo a vedere Renzo. Però penso che la Stella faccia la sua nona vittoria. Ecco, quindi Luca Cicchetti sei autorizzato a toccare ferro tutto quello che hai davanti, perché Renzo ti ha già prefissato la nona vittoria consecutiva. Va bene, siamo addirittura d'arrivo. Ringrazio veramente tutti. Roberto, rimani con noi perché tra poco, fra un Va minuto e bene. mezzo, cancelliamo la Va pagina di bene. Calcio di Rigore e ci spostiamo su quella di Sport Up. Rimaniamo invece in onda su Romagna Sport e su YouTube Daniele Emanuelli. E ringrazio Renzo Baldisserri, il collegamento telefonico. Grazie ancora Renzo e buon proseguimento di serata. Saluti a Renzo, saluti. Ciao. Ecco, aspetta, ti ha risposto Cicchetti della Stella, ha scritto Renzo, tocco un po' tutto, non solo ferro però, Ma tu fate una squadra a lui. Va bene, ma onestamente quest'anno Anche Riccione comunque toccano, perché lui ha detto la Stella nonna vittoria. Secondo me qualcosa toccano anche Riccione. Comunque vabbè, va bene, andiamo avanti. Noi ci sentiamo lunedì prossimo con Calcio di Rigore a partire dalle ore 19:50. Grazie a Daniele Emanuelli, ci spostiamo. Ciao Renzo, ci spostiamo su Sport per parlare di Serie D e del Rimini, del Ravenna, del Forlì, quindi appuntamento su Sport Up, ma rimanete collegati anche su Romagna Sport e YouTube Daniele Emanuelli. Regia. Questo programma è offerto da Il divertimento è il Bowling 70s a Cerasolo Ausa, sulla superstrada di San Marino. Appassionati di calcio di Serie D, buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti a questo appuntamento nonostante la festività. Ieri si è giocato il nono turno del campionato di Serie D Girone D, il Rimini continua a comandare la graduatoria del proprio girone, l'ha fatto vincendo in casa al Neri per 2-0 contro la Correggese. Il secondo gol è davvero di una pregevole fattura, quello di Ferrara, lo vedremo tra poco nel filmato del match, ma prima di iniziare vado a presentare chi mi seguirà in questa diretta, chi mi darà una mano con interventi per capire anche meglio la situazione di tutte le squadre romagnole, ovvero il giornalista del Resto del Carlino Roberto Dalti. Ciao Roberto. Ciao. Ciao e buon campionato a tutti, diceva Maurizio Mosca. Aspettiamo anche che si colleghino, fra poco arriveranno sia Roberto Gabellini che per l'appunto Massimo Zanini. Intanto io direi, Roberto, andiamo a vedere con la collaborazione di Romagna Sport, Certo. e classifiche dopo appunto il nono turno di campionato, un turno molto interessante. La lotta in questo momento è a 2, visto che l'Agnanese ha conosciuto, terza in classifica, ha conosciuto lo stop a domicilio contro i Ravenna. Agnanese Ravenna 0-2, Alcione Fanfulla 0-1, Atleti Carpi Mezzolara 0-0, Bagnolese Tritium 3-1, Ghivizzano Real Forte Querceta 0-2, Lentigione Progresso 2-0, Prato Forlì 1-0, Rimini Correggese 2-0, Sasso Marconi San Maurice 0-0, Seravezza Borgo Sandonino 2-1.
la classifica dopo quest'ultimo turno. Il Rimini a comando a quota 25, segue il Lentigione a meno 3 a 22, Agnanese 17, Ravenna 16 punti, come del resto il Prato, 14 per Sasso Marconi, Seravezza, Mezzolara, 13 punti per Atleti Carpi, 11 per Fanfulla, San Maurizio, Alcione Milano, Real Forte Corceta, Correggese 9 punti, Bagnolese, Forlì 8 punti, Borgo San Donnino, Progresso 7, Tritium 6, Ghivizzano 5 punti. Questa è la classifica, andiamo a vedere i risultati nuovamente con te Roberto per capire quale ti ha sorpreso di più. Dei risultati di ieri, ma chi mi ha sorpreso di più? Non perché non creda nel Ravenna, però non mi aspettavo una sconfitta dell'Aglianese anche rotonda, 0-2, per il resto non mi sembra di vedere dei risultati tanto sorprendenti, perché il resto dei risultati, a parte quello, sono tutti nella norma. Dispiace per un'altra sconfitta del Forlì, che tra l'altro ha avuto l'esordio sulla panchina di Gadda, ma sono tutti risultati che ci stanno. Ho letto oggi pomeriggio che il Ghivizzano ha cambiato allenatore, è stato esonerato Bifini, è tornato Vangioni, quindi il Ghivizzano già ha cominciato, diciamo così, a cambiare alla ricerca di una salvezza, ecco. Esatto, diciamo che a Ghivizzano ci sono parecchi problemi, non a caso sono ultimi in classifica, una squadra diversa da quella mirata lo scorso anno, quindi vedremo un attimino quello che succederà. Allora io farei una cosa, caro Roberto, andrei a vedere adesso per iniziare i gol del girone D di Serie D, poi rientriamo in diretta e analizziamo appunto per bene, aspettando anche l'ingresso di Roberto e Massimo, questo turno di campionato molto molto interessante, anche in virtù dei gol che sono stati realizzati, pochi in questa giornata, in verità 17, però ce ne sono stati alcuni importanti, come quello del Prato che ha permesso alla formazione di Amelia di vincere contro per l'appunto il Forlì. Ecco qui i servizi, grazie. Nona giornata del campionato di Serie D girone D, ben 17 le marcature, frutto di 5 vittorie interne, 3 successi esterni e 2 pareggi a reti bianche, quelli tra Sasso Marconi, San Maurizio e Atleti Carpi Mezzolara. La nostra catena di gol inizia dalla vittoria esterna del Fanfulla in casa dell'Alcione Milano, raggiunta al fotofinish con i gol di Modua all'84esimo. Successo interno invece dalla Bagnolese contro la Tritium, Michel apre le danze, il raddoppio perviene di testa ad opera di Cortesi, nel mezzo un penalty sbagliato dai rossoblu di casa, la Tritium rientrava in partita per qualche minuto grazie al gol facile di Scaramuzza, ma all'86esimo spezzava i sogni di rimonta i gol di Marani per il 3-1 finale. Vittoria importantissima del Ravenna in esterna sul campo dell'Agnanese, di testa la sbrocca nella ripresa a Runa, al 90esimo la chiude definitivamente Spinosa. Vittoria di misura del Prato di Amelia sul Forlì del debuttante Gadda in panchina, decidere il match ci pensa Pardera al minuto 64. Vittoria all'inglese per il Rimini, timbrata dal vantaggio di Pissitella e messa in archivio dall'Eurogol di Ferrara con una splendida volée che non lascia scampo all'estremo ospite Mora. Vittoria di rigore invece quella del Lentigione, ben 3 rigori assegnati ai padroni di casa, con Caprioni che segna nel primo caso, sbaglia nel secondo e nel terzo caso lascia l'incarico a Formato che si grava così il definitivo 2-0 ai danni del Progresso. Vittoria anche per il Seravezza sul Borgo San Donnino, tiro a giro di Sapoliti al 56esimo della ripresa, Bigotti approfittando dell'incertezza di Lago Marsini ristabiliva la parità, mentre all'80esimo Vecchi deviava in fondo alla rete il colpo di testa del definitivo 2-1. Sì. Non ti si sente, Daniele, purtroppo. Roberto, mi senti? Adesso ti sento, prima non ti sentivo. Eri Ben ancora... ritrovato. Ma anche a voi ho seguito calcio di rigore sprizzante. Ciao Roberto D'Altri.
frizzante, bellissimo. Ciao. Ha ragione Roberto, non te la devi prendere, si deve guardare avanti, mai voltarsi indietro, non ne vale la No, pena. mi dispiace perché comunque ci vivo in questo paese, Lo pensare so, sempre però male anche lavorando, vai a Gabizzi, mi scrivono, ma che cavolo vai a fare? succede. La stessa cosa capita a me a Rimini, quindi non ti preoccupare. Daniele, Guardiamo tu vali più di loro, quindi No, vabbè, ma non ci mancherebbe altro. lasciali andare nel loro... Lasciali Limbo. andare, via. Va bene, allora, adesso quello che volevo capire con voi, Roberto, ti aiuto, Roberto Gabellini, ti aiuto un attimino anche a te con i risultati a cura di Romagna Sport per far vedere quello che è successo ieri nel girone D di Serie D. Ecco qui, dicevamo con Roberto che quello che ha colpito un po' in maniera positiva ovviamente è stata la vittoria del Ravenna sul campo dell'Agnanese. Te l'aspettavi tu perché comunque il Ravenna in meno, lo ricordiamo, deve recuperare la gara con il Seravezza, adesso lì rischierebbe di salire al terzo posto in classifica. Questi sono i risultati e questo solo per darti un'idea è la classifica dopo il turno di ieri. Guarda dove è il Ravenna, 16 punti con una partita da recuperare che probabilmente potrebbe, in caso di parità, pareggiare gli stessi punti dell'Agnanese o addirittura superarla rimanendo solitaria al terzo posto in graduatoria. Roberto. Non mi meraviglia questo risultato del Ravenna. L'abbiamo detto sin dall'estate che era stata allestita una buona squadra. Sicuramente non farà paura al Rimini attuale, anche se devo dire che ieri non mi è piaciuta molto la squadra di Gabur, è andata in vantaggio subito, eccetera. Invece il Ravenna sta pian piano trovando le giuste misure. Del Rimini ne parliamo dopo. Comunque è una partita che denota la qualità della formazione giallorossa, che può puntare decisamente a dei posti di grande statistica in questo campionato. Quindi non mi ha meravigliato il risultato. Vediamo anche i gol che ci sono stati poi nella giornata di ieri, li rivediamo adesso grazie al contributo della regia. La Bagnolese che è riuscita a vincere 3-1 con il Tritium, che ha annunciato anche il nuovo direttore sportivo, verrà presentato domani, si tratta di Cera, altra figura importante per quanto riguarda il mondo dilettantistico. E poi via via vediamo anche la vittoria del Prato, importantissima, contro i Forlì, dove esordiva Gadda in panchina, poi vedremo nel dettaglio la partita, e poi il gol del Neri, anche qui ci sarà un servizio nel dettaglio per quello che concerne la sfida contro la Correggese. Il Lentigione invece, rispetto ad altri, è andato avanti a forza di rigori, questa è una statistica importante, 3 rigori assegnati in questa partita, 2 realizzati e 1 sbagliato, però insomma, Roberto, è una formazione sempre più solida, è l'unica che tiene il passo del Rimini a -3 dai romagnoli, lo ricordiamo. Secondo te si può ripetere nello stesso campionato che fece lo scorso anno e perché no, fare ancora meglio? Prego. No, non so quale dei due Roberto l'ha chiesto, quindi... Tutte e due, sia da altri che facciamo da altri Gabellini, vai. No, io credo che il Lentigione, sì, lo posso ripetere lo scorso campionato, perché se vai a vedere in linea di massima la struttura della squadra, lo scheletro è quello. Poi ci hanno aggiunto un attaccante appunto come formato, hanno tenuto altri giocatori fondamentali nella scorsa stagione, quindi secondo me io credo che il Lentigione fino alla fine sarà lassù, ma ti dico che se lo vuoi vedere da vicino, domenica il Lentigione è a San Mauro, quindi lo puoi venire a vedere coi tuoi occhi, Daniele. No, mi sembra una squadra molto ben organizzata. Lo scorso anno con Roberto, analizzando il campionato del Rimini, vedendoli dal vivo giocare a Rimini, sono stata la squadra che esprimeva il miglior calcio del girone, a mio modo di vedere. E quest'anno devo dire, visto che Roberto ieri alla partita mi ha dato già un'analisi, tra poco ci entreremo su Rimini,
devo dire che forse anche quest'anno il Lentigione, forse non ieri non mi sembra il caso più esplicito, più importante, stia giocando il miglior calcio in questo girone. Poi magari mi sbaglio, però mi sembra una corazzata molto solida. In Emilia mi dicevano invece di non fare affidamento al campionato dello scorso anno, che quest'anno sarebbero partiti con diciamo ambizioni minori, invece mi sembra che stiano facendo addirittura meglio dello scorso anno. Complimenti a loro, e poi dopo tu, Roberto D'Altri, mi dirai qualcosa in più dopo la partita con la San Maurese. Tra poco voglio toccare anche l'argomento San Maurese con te. Roberto Gabellini, se sei d'accordo a questo punto, allora io direi partiamo subito anche con le immagini inerenti alla partita del Rimini, andiamo a vedere il servizio, così commentiamo con te le interviste e anche quello che c'è stato prima della partita, perché noi avevamo parlato quest'estate di Claudio Gabellini e finalmente l'abbiamo visto al Neri. Facciamo così, godiamoci questo filmato e poi parliamo veramente di tutto. In un campionato dettato da Rimini inizia a formularsi l'alfabeto biancorosso. Usufruiamo di alcune lettere evitando per scaramanzia di adottare il significato C come Serie C, V come vittoria del girone. Allora ci divertiamo a fare un rewind sul passato recente, quando il 4 agosto scrivevamo in anteprima di una trattativa aperta con l'imprenditore Claudio Gabellini, originario di San Giovanni Marignano. C come costruzione, G come l'imprenditore Gabellini, L come leader del girone di Serie D, F come futuro, O come omaggio di una maglietta biancorossa con nome di Germinale. Tutto creato per una base futura, perché in caso di obiettivo prefissato raggiunto c'è bisogno di introiti economici e di un riassetto societario adatto per categorie superiori. Da campo alla partita un Rimini che parte forte con la Correggese, dalla bandierina Gabbianelli scodella per Carboni, centrale difensivo stacca di testa ma mette la palla sul fondo, la rimessa laterale di Loduca e Rimini passa, combinazione Torelli Andreis con pallone che termina nel piede caldo di Piscitella, che è libero di concludere non perdona portando i Rimini in vantaggio. L'ex di turno Simoncelli manifesta la presenza in campo dei suoi, ma la sfera è lontana dal bersaglio. Da calcio piazzato Gabbianelli pesca Mencalli, l'attaccante di testa fa da sponda per la corrente Torelli che calcia alto. Timida sortita offensiva della Correggese, con questo calcio piazzato battuto a Simoncelli per Roma che chiama la comoda presa Marietta. I Rimini invece sempre pericoloso, Tonelli mette al centro per la testa di Mencalli, l'attento Mora ci mette una pezza. In chiusura di tempo dopo il tentativo della Correggese con conclusione finale di Roma deviata in corner. Ad inizio riprese Rimini potrebbe chiuderla definitivamente, il tiro di Piscitella viene salvato sulla linea di porta dall'ex Pupeschi. Dalla bandierina Gabbianelli pennella per Pannelli, cui colpo di testa viene bloccato da Mora. A 25esimo della ripresa i Rimini perviene al raddoppio, il solito Gabbianelli batte un calcio piazzato allontanato dalla difesa reggiana sul piede caldo di Ferrara che in volée trova il gol della domenica, replay meritato per la prodezza realizzata dall'attaccante del Rimini. E via alla festa meritata. In contropiede c'è spazio e tempo anche per ammirare e Germinare, l'ex vice Pesaro rischia il tris, ma la sua conclusione si perde al lato di un nulla. A 90esimo il tiro a giro di Tonelli si perde al lato. Termina qui una gara che vede il Rimini sempre più leader di questo girone. A reggere il passo 3 scalini sotto è rimasto il solo Lentigione. Allora, eccoci qui, intanto rivediamo sempre la vedessi. Roberto, raccontami un po' quello che è successo ieri, Roberto Gabellini, con la pentola di Claudio Gabellini. Si è lasciato un pochino più andare, anche le interviste che ha rilasciato. Secondo te è fatta per il suo ingresso? Secondo me sì, aspetteranno penso gennaio. Comunque è stata una giornata di festa, diciamo, per Gabellini. Era presente Pasquale Cardinale, c'era Mastro Nicola, c'erano tanti ospiti al Romeo Neri che ha fatto ieri 1100 spettatori fra gli abbonati e i paganti, quindi la gente comincia a tornare allo stadio perché se si vince ovviamente la gente va a vedere lo spettacolo, anche se personalmente devo dire che non è stata la migliore partita del Rimini. Forse ha trovato il gol troppo in fretta e quindi si è lasciato un pochino andare. Mi sembrava di vedere la Juve di Allegri con quei fraseggi da dietro, eccetera, niente bello. Poi è arrivato quel gol splendido nel secondo tempo che ha chiuso la partita. Dobbiamo dire comunque che il Rimini è una corazzata. Marietta ha toccato un pallone sì e no, senza nessuna difficoltà, quindi le squadre pur giocando aperte non riescono a perforare la difesa biancorossa, quindi su questo possiamo fare solo i complimenti a mister Gaburro e a tutto lo staff della Rimini Calcio che ha allestito una formazione
ovviamente forte. Ora dobbiamo aspettare il Lentigione che, come abbiamo detto, ha cambiato abbastanza, ma sembra essere in palla e quindi probabilmente sarà nello scontro diretto, a parte che non avrà vita facile a San Mauro domenica prossima, dallo scontro diretto si potrà vedere l'effettiva forza del Rimini. Ieri ti ho detto, non mi ha entusiasmato, anche se le cronache parlano di un bel Rimini spumeggiante, non è stato spumeggiante, ha sbagliato delle occasioni, poteva chiudere prima la partita e invece ha corso anche qualche rischio, anche perché la Correggese ha giocato, ha lasciato giocare, ma per larga parte della partita ha tenuto il pallino in mano senza mai offendere più di tanto, però queste sono cose che non dovrebbero avvenire. D'accordo che sono stati fatti dei cambi importanti e d'altronde tutti devono sentirsi protagonisti, però la partita più bella sicuramente non è stata questa. Ma quello che volevo capire, ti è sembrata una Correggese che potesse davvero in qualche modo, io ho commentato oggi, ho fatto il commento della sintesi, potesse dar fastidio in qualche modo, quindi, oppure quei 2, 3, 4 tiri che ho visto, è semplicemente stata diciamo, un'occasione per i Rimini, un attimo per respirare, visto le energie e le quantità di occasioni create durante questo mese. Beh, il Rimini ha avuto l'opportunità di andare in vantaggio subito e quindi questo un po' ha spianato la strada, costringendo a cambiare modulo agli avversari, come ha detto il loro allenatore. Quindi nei primi minuti la Correggese ha perso altre partite, dopo fa fatica ad interpretare un ruolo diverso, anche se devo dire che è una squadra che gioca, si esprime, ha avuto predominanza a centrocampo per lunghi tratti, però la corazzata Putionchi è molto molto più forte e quindi alla fine il risultato ci sta tutto, anche perché ha sbagliato vari gol il Rimini. Comunque dover aspettare il 25esimo della ripresa per poter tirare i remi in barca non è bellissimo per una squadra che vuole essere e deve essere protagonista. Comunque altri 3 punti messi in saccoccia, 7 partite utili consecutive, o meglio vittoriose, ed è un bel ruolino di marcia. Certo è che il bel gioco non si è visto, vabbè, sarà la prossima volta. E invece Roberto Dalti, vedendo questo servizio video appunto della sfida tra Rimini e Correggese, tu che idea ti sei fatto di questa partita? Ma sai, io ovviamente mi baso molto su quello che ci ha detto Gabellini, perché lui c'era, l'ha vista, io no, e poi dopo faccio un'osservazione mia. È chiaro che probabilmente essere andati in vantaggio subito può avere così un po' spento la spinta del Rimini, nel senso siamo in vantaggio, adesso magari più che andare a cercare in modo forsenato il secondo gol, stiamo un attimo ad aspettare. Paradossalmente potrebbe essere successo, come succede a volte, che chi va sotto cerca di difendersi meglio, che è un controsenso, però magari il ragionamento che fa la squadra che è andata in svantaggio è: finché noi riusciamo a tenerlo 1-0 è una partita rimediabile, se andiamo sotto di 2 gol con il Rimini è finita. E quindi forse è successo che magari il Rimini ha attaccato con meno veemenza e la Correggese ha cercato di stare attenta a non subire il secondo gol. Io l'ho vista a San Mauro e devo dire che la Correggese è una squadra che secondo me si può salvare, però non di più, cioè non mi è parso uno squadrone. Però io ti dico, Daniele, quando tu vuoi vincere un campionato a qualsiasi livello, tu lo sai, tu devi vincere più partite possibili, quindi vinci quelle che domini, vinci quelle che più o meno giochi alla pari con l'avversario, vinci le partite sporche dove magari hai un'occasione. Quindi, cioè, sai, anche pensare che il Rimini va dentro tutte le volte e ne segna 3-4 non è possibile. Cioè, io mi ricordo il Rimini visto a San Mauro per 30-35 minuti, è stata una cosa devastante, giocava ad un ritmo, ad un'intensità che veramente ti faceva girare la testa, però non è che sempre riesci
ad avere quel tipo di intensità, quel tipo di fluidità. A volte devi vincere anche queste partite qui. Allora, secondo me, io ho capito bene il discorso sia tuo che quello di Roberto Gabellini. Io dico semplicemente una cosa. Parlare del Rimini, secondo me, ormai è diventato una cosa banale, nel senso che io credevo fin dall'estate, infatti l'ho sempre detto, ci sono delle registrazioni che possono testimoniare quanto sto esprimendo in questo momento, insieme a Roberto e forse anche alcune dirette in estate l'abbiamo fatto anche con te, Roberto, della qualità della rosa che aveva allestito Maniero. L'unica nota che noi abbiamo fatto notare, ti posso assicurare, Roberto D'Altri, che ho parlato anche con lo stesso DS, che avevo fatto presente anche in trasmissione, era stata la quantità di giocatori che, portati anche nel ritiro, potevano, tra virgolette, disturbare, e quindi volevo capire quali fossero appunto le prospettive future per determinati giovani. Alla fine, da quello che ho visto che ci sono state delle cessioni tra Cattolica e Fioriccione, abbiamo avuto ragione noi. La rosa era quella sulla quale Maniero ha lavorato per tutta l'estate portando nomi da fuori. Quei pochi che erano di Rimini si sono distribuiti in altre squadre limitrofe. Tutto qui. Per il resto, il Rimini, a mio modo di vedere, il campionato sta facendo quello che io mi aspettavo. Quindi molto bene, come dici tu, gioca a ritmo impressionante, qualche volta si concede delle pause, ma nelle pause è capace anche magari di sbagliare una partita, come fece con la Bagnolese. L'allenatore si alza dalla panchina, dà uno sguardo a chi è a destra e chi è a sinistra, vede che ha giocatori di ottima qualità, ti fa entrare in campo, perdi, come succedeva nel caso della Bagnolese 2-0, la pareggi, vai sul 2-2 e addirittura rischi di vincere. Quindi l'importanza che ha il Rimini della Rosa, che ha il Rimini quest'anno, non è paragonabile alle altre formazioni. Quindi per me sta rispecchiando benissimo quello che io mi aspettavo. Anzi, torno a ribadirlo, mi sorprende che l'unica squadra che in questo momento sta tenendo il passo del Rimini sia l'Intigione, mentre mi aspettavo qualcosina in più sicuramente dal Lianese, da Ravenna e soprattutto da Forlì, che adesso, secondo me, questo rimane ovviamente un mio parere, a dicembre dovrà smantellare un po' la rosa, perché si ritrova ingaggi importanti, giocatori importanti. Se in questo momento quart'ultimo in classifica, farai fatica a mantenerli tutti, credo, a meno che qualche eccezione come Pera, è così, che sappiamo che ha un contratto duraturo col Forlì, però sono scelte loro. Prego, D'Altri, dica. No, volevo dire che tra l'altro ho visto che il Forlì ha già cominciato a cambiare qualcosa, è arrivato il difensore Boccardi, sì, ex Imolese, quindi... Anche ex Rimini è stato qui per praticamente 20 giorni, poi il buon Penta ha pensato di mandarlo via, è stato però... No, volevo dire, però vedi, adesso parlando del Forlì, secondo me, io non so quello che vorranno fare a Forlì, per carità, quindi... Però io dico, in questo momento, secondo me, a Forlì l'unica cosa a cui non devi pensare è la classifica. Cioè, adesso non devi guardare quante squadre hai dietro, quante ne hai davanti, quanti punti abbiamo o non abbiamo. Loro l'unica cosa che devono fare adesso è trovare un po' di serenità nell'ambiente, sistemare la squadra il meglio possibile e cercare di fare dei punti. Poi la classifica la andrai a vedere fra 2 mesi, forse, però adesso è inutile che ti metti a guardare la classifica, a pensare, dalla seconda ne abbiamo tot, abbiamo davanti quello, cioè, ecco. Poi, sai, il discorso, Daniele, può essere anche un altro. Tra un mese circa si apre la finestra, no, del mercato, quindi puoi fare le rescissioni. Dipende da cosa vuoi fare. Se tu ci credi ancora di poter arrivare, non dico a vincere il campionato, perché per il Forlì secondo me già oggi è impossibile, però un inserimento nei playoff, solo che dopo ti nasce un problema, perché tu capisci che se vai da un giocatore che si chiami Pera o come vuoi tu, cioè tu lo vuoi svincolare, ma se lui ha un contratto in mano, come fai a svincolarlo? Devi trovare un accordo per fare una rescissione. Cioè non è così facile come dirlo, voglio dire. Certo. Allora, io sono d'accordo con tutte le vostre valutazioni, però ritornando al discorso del Rimini, poi arriviamo anche a ripercorrere il discorso del Forlì, perché dobbiamo vedere il contributo filmato. Credo che per quanto riguarda la qualità della rosa siamo d'accordo tutti, anche per il discorso complementare che ho appena finito di realizzare.
quello che voglio capire con Roberto è questo Claudio Gabellini. Allora andiamo un attimo ad ascoltare quello che dice Gabellini nel pre-partita, quello che dice Gaburro nel post-partita, per capire appunto le aspettative di un possibile imprenditore che potrebbe entrare nel Rimini, e quello che dice di una gara di calcio giocata giustamente Gaburro dopo aver ottenuto i 3 punti contro la Corregese. Eccole qui, le interviste stanno per arrivare. Regia. Sì, mi aspettavo una partita del genere, ho già visto il Rimini, una bella squadra, poi ci sono giocatori secondo me importanti come Gabbianelli, cioè, voglio dire, si vede anche sulla mediana con Elvi, cioè sono tutti giocatori che comunque, almeno quelli che conosco io, che possono fare la differenza sempre. Sì, qui il problema è che, sai, un po' mi tirano per la giacchetta tutti. No, io sono qui come ospite, sono contento di essere qui, ripeto, penso di essere tra amici, conoscenti, altre cose francamente non è questo il momento di parlarne. Sì, sono contento, dico la verità, oggi, perché ci eravamo detti alcune cose sulle quali migliorare e secondo me in campo abbiamo proprio provato a far questo. Non era una partita così semplice, però abbiamo fatto molto bene i primi 20-25 minuti, forse i migliori 20-25 minuti della stagione in casa, considerato anche il livello d'avversario, che comunque secondo me era di buon livello, come avevamo detto. Però abbiamo fatto 20-25 minuti di forza, di intensità, anche di giocate dentro al campo e non soltanto di giocate lunghe. La squadra mi è piaciuta, purtroppo non siamo riusciti a trovare l'1-2 iniziale, no? Anche se sbloccare all'inizio era importante. Io avevo chiesto ai ragazzi di ritrovare un po' quella mentalità che avevamo avuto in quelle partite iniziali anche in casa. Poi secondo me abbiamo fatto più fatica nella seconda parte del primo tempo, un po' per colpa mia, anche perché io gli avevo chiesto di essere un po' sfrontati oggi. In quella fase lì siamo stati un po' troppo sfrontati, nel senso che non abbiamo tanto capito il momento, abbiamo contrattaccato sempre portando tanti giocatori sopra palla in un momento in cui poi offrivamo il fianco a situazioni evitabili, anche perché se fai quello poi devi far fallo, devi andare a rompere il gioco di più. Invece c'è stata una fase in cui sembrava che accettassimo di offrire il fianco oppure di andare a provare a chiudere, ma era un po' presto per interpretarla così. Poi gli ultimi 6-7 minuti del primo tempo ci siamo anche un po' disuniti nell'andarli a prendere, ci hanno bucato 2-3 volte in mezzo al campo male, però avevamo comunque fatto un primo tempo secondo me importante. Abbiamo registrato alcune cose a fine primo tempo, secondo me il secondo tempo abbiamo fatto meglio su tutti i punti di vista, rispetto a quella fase, dico. Poi abbiamo trovato anche un gol importante e secondo me anche il secondo, dico. Queste partite qua poi contano anche i colpi, contano anche la qualità e abbiamo fatto con il momento giusto, ecco, perché poi trascinarsi questo tipo di partita all'ultimo quarto d'ora diventava sicuramente pericoloso, perché comunque è una squadra che davanti ha soluzioni e ha anche giocata, insomma, lo sapevamo. Però nel complesso abbiamo fatto bene, secondo me, oggi. Marietta non ha fatto alcuna parata degna di questo nome. Per fortuna, vuol dire che la squadra ha difeso bene, ha difeso tutta la partita e sì, però nel primo tempo un paio di volte loro hanno impattato anche su punizione laterale in situazioni in cui noi possiamo far meglio, quindi magari non hanno avuto conclusioni nello specchio della porta, però secondo me tutto sommato abbiamo concesso pure più di altre volte oggi e non era il caso perché si poteva evitare, però ci prendiamo i punti e ci prendiamo anche la prestazione, perché secondo me oggi abbiamo fatto un'ottima cosa. Ecco qui, abbiamo ascoltato anche il presidente Gaburro, tu hai fatto posto le tue domande, Roberto. Allora, raccontami un po' di questo Claudio Gabellini, perché di nuovo da parte mia e tua non c'è niente, perché anche in estate praticamente noi l'avevamo annunciato di un suo possibile ingresso dentro la società, avevamo messo per onore di cronaca una dichiarazione che mi aveva rilasciato al telefono
dove non confermava l'immediato ingresso, ma in futuro chissà. Io poi ci feci un articolo drammatizzando un po' la situazione con qualche battuta, però facevo capire, intendere che comunque Gabellini sarebbe stato un nuovo socio. Quindi voglio capire da cosa porterà. Lui l'ha detto chiaramente che lo stanno tirando per la giacchetta, però tutti i suoi uomini sono qui, eccetera, manca il comandante e io penso che lui verrà, io penso a gennaio, anche perché la nuova amministrazione con l'assessore Maresi, secondo me farà un bando come si deve per la Gaiofana ed è questo, penso che a lui interessi. Sai, fare business su business è importante perché altrimenti non è che la Rimini Calcio la puoi portare avanti con un po' di sponsorizzazioni e col pubblico che comunque, sebbene sia Serie D, non è poco ma non è neanche un pubblico eccezionale. Rimini contiene più di 8.000 spettatori, ce n'erano 1.000, quindi il distanziamento Covid è assicurato, ce ne potrebbero stare 6.000 senza problemi. Però per riportare la gente allo stadio non basta vincere, ma bisogna anche giocare bene. E lui dice che è stata una delle più belle partite, soprattutto nel primo tempo. Io non è che ne ho visto un'altra, è stata una buona partita, ma non ho visto quel calcio spumeggiante che si può pretendere da una formazione titolata come la squadra biancorossa, che gioca con una maglia che è improponibile, insomma, questo verdino pisello è un po' strano, però sai, la Macron ha deciso così e va bene così. Arriverà anche il momento della casacca biancorossa a scacchi, l'hanno già utilizzato una volta, se no usano quella nera. Comunque ci stiamo perdendo in cose che sono relative per il semplice motivo che il Rimini ha una formazione che dovrebbe veramente fare un tritalsassi di questo campionato e lo farà senz'altro se non perde la concentrazione, cosa che non credo perché Gaburro è un signor allenatore, ha la squadra in mano, la sa ruotare e quindi tutti i giocatori si sentono protagonisti e quando l'ambiente è buono i risultati arrivano. Secondo me sì, però non voglio dire niente per quanto riguarda il Rimini. Ho fatto il gioco dell'alfabeto biancorosso questa mattina nel servizio, divertendomi un po' nell'analizzare la situazione che è in questo momento e continuo a dire che tutta quest'area misteriosa non serve a volte perché comunque i consensi sul campo li stai avendo, se entri o non entri basta dirlo, non è che è segreto di Pulcinella. A me mi sembra veramente una cosa assurda questo di non confermare gli ingressi dentro la società. Si sa che Gabellini è già lì, io so anche che è stato nel ritiro estivo, ha fatto una comparsa, è andato a salutare i giocatori. Molte volte secondo me facendo così si scende un po' nella banalità e continuo a dire le cose che ho detto nell'estate scorsa in tutte le dirette estive che abbiamo fatto quando parlavamo del Rimini. L'importante è che oltre alla promozione da ottenere sul campo si crea una società solida con basi solide economiche, soprattutto perché quello che andrà ad affrontare il Rimini l'anno prossimo, ci auguriamo tutti, è un campionato dove verrà posto un futuro da Serie C Elite, quindi bisognerà stare attenti a salvaguardare l'interesse sul campo cercando di fare una formazione forte, ma soprattutto dietro la società ci devono essere forti basi economiche, altrimenti si rischia di perdere subito la categoria. A me questo interessa. Io mi sono proposto come portavoce di Gabellini, chi lo potrebbe fare se non io, anche per eliminare un po' di quella palazzola che c'è lì attorno. Anche ieri non giornalisti presenti sia in tribuna che in sala stampa, persone che comunque si ruffianano a vicenda, però non mi sembra giusto, anche perché ad esempio Gabellini l'hanno portato giù dalla tribuna e l'hanno circondato tutti per un'intervista a cielo aperto, ma potevano farlo arrivare benissimo in sala stampa, sarebbe stato più professionale e avrebbero dovuto avvertire tutti. Invece fortunatamente, perché l'occhio
ancora ce l'ho buono, ma altrimenti c'è l'ennesima dimostrazione di mancanza di professionalità. Un personaggio come lui, di cui si parla da tempo, andava portato in sala stampa, poi che entri nel Rimini o non entri non è importante, però io penso che tu vuoi crescere, devi crescere in tutti i settori, non solo in qualcuno. Bisogna avere una correttezza che a volte manca. Ci sono comunque figli e figliastri, come dicevi prima in calcio di rigore, e anche a Rimini sta avvenendo questo. Ci sono i ruffiani, i ruffianelli e le ruffianelle, e ci sono coloro che fanno serenamente il loro mestiere senza tanti problemi e non hanno bisogno certamente di coccole per fare il proprio mestiere. Quindi diciamo sempre pane pane, vino al vino. Se c'è da criticare si critica, ma se c'è da dire che il Rimini è forte siamo i primi a farlo. Sì, secondo me sì, la squadra, lo ripeto ancora una volta, poi basta, non mi ripeto più. È una squadra molto forte, ben allestita, l'abbiamo detto già nel corso tutta l'estate, quindi anche per quanto riguarda Gabellini ci siamo presi anche le responsabilità quando abbiamo fatto venire fuori il suo nome, anzi qui permettetemi di dirlo perché comunque siamo stati noi a farlo uscire fuori il suo nome. Tra l'altro lo intervistai anche in esclusiva, se così vogliamo dire esclusiva, perché poi comunque non confermò il suo ingresso, ma io già sapevo che c'era dentro, e lo ripeto ancora una volta, è stato anche nel ritiro quest'estate con i giocatori. Da quello che mi risulta, comunque, basta spiegarle tranquillamente le cose. Rota l'ha sempre detto che cercava nuovi soci per cercare di fare un Rimini solido economicamente e più grande possibile, e Gabellini dovrebbe essere uno di questi. Poi che ci siano anche altri soci che potrebbero entrare, questo secondo me sì, ci saranno anche altri soci che potrebbero entrare in futuro, però il primo nome nella lista è appunto l'ingresso di Claudio Gabellini. Insomma, non c'è bisogno di fare tanti misteri, tante le cose a Rimini si sanno facilmente, quello che gira e che c'è attorno alla società, tutto qui. Va bene. Allora, dopo Rimini io direi, facciamo una cosa ragazzi, andiamo a goderci, appunto Roberto Dalti prima ne parlava, andiamo a vedere la sintesi tra Prato e Forlì, così entriamo anche nel discorso del Forlì, caro Roberto. Per la nona giornata di campionato di Serie D Girone D si affrontano Prato e Forlì, due squadre alla ricerca della felicità perduta. Il Prato vuole rilanciarsi in classifica e il Forlì, esonerato con Nacchini, riabbraccia in panchina Massimo Gadda. Alla fine verrà fuori una bella partita nell'anticipo del sabato pomeriggio. I padroni di casa dimostrano maggior pericolosità nel corso dei primi 45 minuti di gioco, con Rugnan che mette al centro da subito questo pallone. A Maione non riesce il tiro verso lo specchio della porta, mentre da Alexis sì, ma pecca di precisione. La squadra di Gadda rischia nuovamente, Maione centra un palo incredibile, sulla ribattuta dallo stesso giocatore non riesce il tappin vincente. Ma che giocata! Il Forlì non riesce a venire fuori, Prato ringrazia e crea la sua terza palla da gol, pian piano scodella per la testa di Alexis, miracolo di De Gori, sulla ribattuta viene fuori una sorta di tiro cross a cura di Maione. Il pericolo sa di campanello d'allarme per il Forlì, che con Ballardini chiama al primo intervento del match Pagnini. L'azione mette coraggio alla formazione ospite, che opera un nuovo tiro, questa volta dalla distanza con Verde, fuori di un nulla. I biancorossi pareggiano le occasioni da rete quando Rapai apre per Ballardini, che sulla propria strada trova ancora Pagnini a negargli la gioia del gol. Nella ripresa le due squadre continuano a giocare a viso aperto. La prima occasione del Prato, la sgaloppata di Maione, si conclude con una battuta che De Gori trattiene in due tempi. Il Forlì replica con l'iniziativa di Borelli, che mette al centro un pallone invitante per la girata di Ballardini, che si perde al lato. Il Prato scende sulla sinistra, pallone a cercare Maione, il giocatore scarica il pallone indirizzato in porta, ma sulla traiettoria compare Alexis che deposita la sfera a fondo campo. Sull'altro versante il dialogo tra Buonocunto e Borelli porta a tiro quest'ultimo. Pagnini in tuffo ci mette una pezza. Pian piani dall'altra parte indirizza questo pallone sulla testa di Alexis, ma l'attaccante risulta impreciso. Arriviamo al gol. Soldani va da Maione, il tiro dell'attaccante viene respinto da De Gori. Il pallone viene raccolto da Alexis, che indirizza la sfera nei piedi di Pandera, che da due passi trafigge l'incolpevole De Gori. Sarà questo il gol partita che fa esplodere la tifoseria pratese. Il Forlì si rivede con questo tiro a giro di Longobardi, che non reca problemi alla porta dei padroni di casa. Forlì anche sfortunato con questo tiro a distanza, sul quale Pagnini ci mette ancora una volta una pezza.
mentre in uscita alla disperata De Gori permette a Renzi di provare i gol della sicurezza, ma il giocatore spedisce alto. Termina qui una gara bella, divertente, con diversi errori da una parte e dall'altra, che premia la formazione di casa forse più determinata per l'obiettivo dei 3 punti. Beh, io ho visto una formazione che hanno giocato entrambi a viso aperto, sono stati molti errori difensivi in questa partita, Roberto D'Altri. Magari, guarda, paradossalmente il Prato ha trovato il gol, però lo poteva fare anche il Forlì, la partita poteva finire anche in pareggio o comunque vincere addirittura il Forlì se magari era più cinico rispetto a quanto è stato, no? No, infatti ti volevo dire che c'è stata, cioè hanno avuto occasioni da una parte e dall'altra, ne ha avute anche il Forlì, ma quella con Ballardini che è arrivato a 3 metri dal portiere, vabbè, bravo il portiere, però da lì devi far gol. Cioè di lì devi segnare perché sei più vicino alla porta di quando batti un calcio di rigore. È chiaro che se tu sbagli delle occasioni del genere, Daniele, poi le partite non è matematico, ma molto spesso le vai a perdere, come è successo, quindi peccato. Però voglio dire, in questo momento per il Forlì, certo che tornare con dei punti da Prato sarebbe stato molto importante, però ripeto quello che ho detto prima, in questo momento secondo me il Forlì non deve neanche pensare classifica punti, cioè l'importante è riuscire a rimettere a posto le cose, a venire fuori da questo periodo di negatività e cominciare a fare dei punti. Farli, cioè prendere già punti a Prato sarebbe stato buono, buonissimo, per carità, però anche perché adesso, almeno in questo momento qui, secondo me non devi pensare a playoff, vincere, devi proprio mettere la testa fuori dal tunnel, poi dopo il resto che deve venire arriverà. Roberto Gabellini, volevo sapere anche la tua su questa partita. Come vedi, anche la mia amica qui di fianco a me è contenta di ciò che ha detto Roberto D'Altri, visto che non c'è Veronica, noi ci portiamo avanti col lavoro. Quindi adesso, quindi è tedesca, però ne capisce di calcio, e te l'assicuro, l'ho interrogata a dovere. Tornando a noi, io penso che il Forlì sia sulla strada per riprendere quello che dovrebbe essere il suo percorso. Ieri avrebbe potuto sicuramente fare di più e non meritava la sconfitta, anche se il Prato è stato leggermente superiore, ma se lasceranno lavorare con calma Gadda, vedrai che il Forlì si prende, perché l'organico c'è, poi abbiamo detto prima si riaprirà il mercato a breve, però io penso che non sia una questione di giocatori, ma sia una questione proprio di organizzare la squadra e fare in modo che tutti remino dalla stessa parte. Ottenuto questo, vedrai che il Forlì perderà poche partite. Ma sicuramente Massimo Gadda mi sembra l'uomo giusto al momento giusto, no Roberto D'Altri? Sì, io lo dicevo l'altro giorno, non mi ricordo con chi parlavo, credo che la scelta della società sia stata su un allenatore molto esperto, che quindi del calcio ormai ha visto tutte le facce, tutti i risvolti, un allenatore che conosce Forlì perché ci ha già allenato, quindi sa un po' anche la città, che umori può avere, che reazioni può avere. E poi mi sembra Gadda anche una persona molto equilibrata, cioè non è uno che magari per una sconfitta si deprime in modo esagerato o non è quello che per una vittoria perde la testa. Ecco, quindi è una persona molto equilibrata, molto esperta. Secondo me in questo momento, in questa situazione, era una buona scelta da fare. Eh sì, perché anche Massimo meritava una panchina, era un po' che era vicino, era accostato a diverse piazze, soprattutto qui nella nostra zona. Poi ricordiamo appunto l'accordo ottenuto lo scorso anno con Rimini, poi nel giro di 2 ore saltò tutto con diciamo la società biancorossa, che in quel caso si mangiò la parola, stretta di mano, chiamatela come volete, con il mister Gadda. Tra l'altro la notizia di oggi è che intanto un amico come Mauro Antonioli si è accasato sulla panchina della San Benedettese e prende il posto di Donati. Ieri la San Benedettese ha perso
Il Molise ha fatto Girardi per 3-1 e questo ha scaturito le somme dei donati, in verità già in bilico da diverse settimane. Poi la vittoria nel derby con il Fano ha salvato ancora per una settimana l'ex giocatore di Milan e Atalanta. Va bene Roberto, hai specificato bene per quanto riguarda i folli dei giocatori, abbiamo parlato di quello che potrebbe essere il possibile scenario, però diciamo anche le ambizioni. Già siamo al 1 novembre oggi, per una squadra che comunque aveva fatto un mercato importante, aveva preso un allenatore importante come Cornacchini, dover cambiare tutto non è facile. E tu hai detto bene, si può puntare ancora in alto facendo qualche acquisto di riparazione, vedendo chi non è più utile al progetto, però è un campionato dove devi trovare un trend di risultati utili consecutivi, perché altrimenti non ne vieni fuori, d'altri. No, ma allora ripeto quello che abbiamo detto prima. Allora, sicuramente in questo momento a Forlì staranno parlando, staranno discutendo, staranno cercando di programmare e staranno soprattutto cercando di capire come salvare la stagione per quello che si può salvare. Però è una situazione difficile da gestire, perché allora se tu puoi ancora credere, secondo me, di poter arrivare ai playoff, perché adesso io non so quanti punti ci siano, però mancano molte giornate e ci puoi ancora credere. Però il discorso, come abbiamo detto prima, è che se tu vuoi sistemare la squadra, per esempio è stato preso Boccardi che credo fosse svincolato, se vuoi sistemare la squadra, fare qualche acquisto, cioè adesso tu devi andare da un giocatore e dire ti mettiamo in svincolo, ma lui ti dice va bene ragazzi, io ho il mio contratto, ti ci devi mettere d'accordo, guarda che cioè, facile. A dirlo sono due parole, però poi il giocatore bisogna vedere se trova una squadra dove andare, bisogna vedere se vuole accettare la rescissione, cioè dirlo è tutto semplice, poi farlo mica tanto. E poi comunque in corsa, Daniele, lo sappiamo tutti, in corsa a volte se sei bravo, se hai, non dico fortuna, insomma, però se hai l'occhio giusto le squadre le puoi un attimo sistemare, cioè 1 o 2 acquisti, ma se tu in corsa devi fare le rivoluzioni, io nelle rivoluzioni in corsa ci credo molto poco, sinceramente. Quello è vero, soprattutto in un momento così delicato a livello economico, di un riassetto di una squadra è difficile. Poi vedendo il momento da novembre, con il mercato ancora aperto per 3 giorni, poi il 5 dicembre riapre un'altra volta per un altro mese, è tutto complicato, tutto dannatamente complicato, perché un'altra squadra che poi, per dirti, in questo momento, ma lo sappiamo perché è partito in ritardo, ha dovuto aspettare anche la decisione della Lega per la riammissione in Serie D, anche il Teddy Carpi, che ha pensato, e secondo me ha sbagliato, di esonerare Bagatti, che non c'entrava assolutamente nulla, tant'è vero che Bagatti da signore ha messo un post dove scriveva sul suo Facebook personale che comunque non c'è stato proprio il tempo per fare una preparazione, nonostante i giocatori siano arrivati a settembre, 3-4 giorni prima dell'inizio del campionato, hanno fatto un miracolo ed erano anche ben messi in classifica. Esonerare un allenatore... Mi è sembrato obiettivamente un po' affrettato, dai, cioè ragazzi, ma questi sono partiti non l'ultimo giorno, ma dopo l'ultimo giorno, cioè la squadra la fai mentre praticamente stai entrando nella stagione, Coppa, campionato, giocatori che arrivano, vanno. Vabbè ragazzi, ma c'è un minimo di pazienza, però sai. Come ti dico che non hanno avuto neanche a San Benedetto, Mauro non avrà un compito sicuramente facile, anche perché Donati addirittura non ha fatto neanche la preparazione, è arrivato in sede con i giocatori nuovi, si sono messi subito i pantaloncini, sono andati in campo 2 settimane dopo, con 2 settimane non puoi preparare gli schemi. Insomma, chi fa questo allenatore sa benissimo, chi fa l'allenatore sa benissimo quello che io sto dicendo in questo momento. Quindi... No, infatti lo volevo dire prima. Allora, a parte che noi facciamo un grande in bocca al lupo, Mauro, perché lo consideriamo un romagnolo, ormai romagnolo d'adozione di Bellaria, ha allenato, lo sappiamo benissimo, qui la Ribelle, il Bellaria, Ravenna, eccetera, eccetera. Però guarda che è una brutta gatta, è una brutta gatta, perché a San Benedetto non sono contenti di stare laggiù, ma di stare laggiù non è mai contento nessuno. Ma io
ho paura che a San Benedetto non si accontentino neanche di risalire la classifica, ma che abbiano addirittura delle idee anche più ambiziose. Quindi è un lavoro difficile quello di Antonioli, eh? È molto difficile. Come ha avuto sicuramente un inizio difficile il Ravenna, andiamo a vedere adesso il servizio, perché è arrivata una vittoria importantissima sul campo dell'Agnanese, lo ricordiamo, terza in classifica. In virtù anche di questo risultato il Rimini ha potuto allungare proprio su una formazione candidata per la vittoria finale di questo torneo. Andiamo a vedere il servizio. Aglianese e Ravenna si affrontano per rilanciarsi in classifica. L'Aglianese insegue il Rimini. Ravenna conta di mettersi nuovamente in carreggiata. Viene fuori una vittoria a sorpresa dei giallorossi all'ingresso sotto la direzione arbitrale di Giuseppe Rispoli di Locri. L'Aglianese prova a impensierire da subito la porta difesa da Botti con questo calcio piazzato a cura di Archioli. Dall'angolo stacca di testa Beucci, pallone fuori. Il monologo nero-verde prosegue con il tiro di Gemmi che termina alto. Replica il Ravenna con il traversone di Saporetti, ma il colpo di testa di Silla risulta troppo debole. Dall'angolo Botti è chiamato alla respinta sulla ribattuta e nero-verdi non riesce più vincente, ma i calci d'angolo sono fatali all'Agnanese che subisce il gol di vantaggio ad opera di Aruna che di testa stacca più in alto di tutti portando in vantaggio i giallorossi. In contropiede Ravenna sfiora il raddoppio, la sgaloppata di Guidone porta al tiro finale Saporetti che sfiora nuovamente la marcatura. Lo stesso Guidone poco dopo con una combinazione scavalca Ricco senza inquadrare il bersaglio. A bersaglio invece si va dall'altra parte l'Agnanese con il suo numero 8 Romeo, ma l'arbitro annulla per un'irregolarità. Il raddoppio nell'area arriva dopo un impallo vinto con Spinosi nella di rigore che fredda così l'estremo di casa e con questo successo il Ravenna si rilancia in classifica facendo felici i propri tifosi. È bello che ci sia questo entusiasmo, perché hanno avuto parecchi tifosi a seguito anche nella trasferta in Toscana. È bello che a Ravenna, comunque lo ricordavamo anche la scorsa settimana con Roberto, mentre vedevamo lo stadio Benelli che si riempiva gradualmente con la curva importante, quello stadio che ha conosciuto i migliori momenti in Serie B. Tra l'altro c'era in panchina il presidente onorario del Rimini che era Santarini, con giocatori come Centofanti dell'anno, Bertarelli, Soggia, Bergamo, solo per citarne alcuni protagonisti con quella maglia. Oggi stiamo qui a raccontare una società che ha iniziato con qualche difficoltà questo campionato, però pian piano sta trovando quelle vittorie consecutive che l'hanno permessa di ritornare protagonista in questo campionato e con recupero potrebbe essere, vincendolo, la terza forza solitaria di questo girone. Come lo valutiamo questo percorso, Roberto Dalti del Ravenna? Beh, no, anche a Ravenna era difficile ripartire, perché due retrocessioni consecutive dai play-out, la piazza era calda, molto calda, c'era contestazione nei confronti della società e quindi non era facile ripartire. È cambiato il direttore sportivo, tra l'altro l'ex direttore sportivo di Ravenna è proprio a San Benedetto, quindi facile che Antonioli l'abbia chiamato lui, anzi non facile, io lo darei per certo. E quindi Ravenna è ripartito cambiando tutto, cambiando logicamente allenatore, tutta la squadra, c'è un nuovo responsabile tecnico. E io credo che sia un buon percorso, dipende molto dal recupero col Seravezza, perché è chiaro che un risultato o l'altro lì cambia la situazione, però io credo che Ravenna è una di quelle squadre che lassù davanti entro le 4-5 ci possa stare, ha un potenziale in attacco notevole e poi sono sicuro che se c'è da intervenire, non dico con milioni, però una piazza come Ravenna se c'è da intervenire non credo che la società si tiri indietro, insomma nel caso ci sia da fare qualche aggiustamento, voglio dire. No, secondo me sì, hanno comunque un direttore sportivo che ha fatto l'esperienza a Siena lo scorso anno, lo ricordo per l'ennesima volta, con Girardino in panchina. Sono stati ripescati, perché poi l'obiettivo l'anno scorso non l'ha centrato Grammatica con il Siena, però diciamo che a Ravenna si è rimesso in discussione. La squadra è stata fatta, secondo me, ben amalgamata, ha dei nomi importanti, dei nomi tra l'altro seguiti anche dall'ex direttore sportivo del Rimini, Pietro Tamai, che voleva portare in quel di Rimini come l'attaccante Silla, solo per citarne uno. Poi ha anche degli stessi giocatori ex Rimini come Ambrosini e così via.
credo che sia una squadra attrezzata per far bene in questo campionato. È chiaro che rispetto alle previsioni che abbiamo fatto in estate, perché bisogna essere corretti anche questi, corretti e coerenti, qualcuna che è rimasta dietro, che ci aspettavamo invece un campionato più da protagonista, c'è in questo momento, da iniziare dal Prato, Sì. anche la stessa Agnanese ha perso in casa, per dirti, anche con il Real Forte e Querceta, quindi l'Agnanese non è la prima partita che stecca soprattutto a domicilio, e quindi è una squadra che sembra che non abbia continuità. Probabilmente avete ragione voi due quando ricordavate nel corso di questa puntata che a fare la differenza in questo campionato è la qualità della rosa. Il Rimini ha avuto la fortuna, la bravura, la semplicità di realizzare determinate operazioni che oggi la rendono leader assoluta di questo girone. Quindi questo va detto rispetto alle altre. Io penso che il vantaggio del Rimini sia questo in questo momento. L'IDS è tutto perché ha una qualità della rosa costruita bene. Finalmente, quando si è trattato solo di parlare di calcio giocato, c'è stato un direttore sportivo che ha avuto il tempo materiale, il tempo per fare una programmazione, per prendere giocatori importanti. Però ricordiamo che una cosa ci tengo a precisarla, poi magari farà arrabbiare gli stessi addetti ai lavori: il Rimini non ha fatto assolutamente una squadra che costa poco. Quindi qualcuno che non lo vuole ammettere c'è, ma quello che ha fatto il Rimini è una squadra che costa. Quindi piaccia o non piaccia, questa è la verità dei fatti. Poi quanto costi lo sa esattamente solamente il signor Rota e il direttore sportivo Vaniero. No, Roberto Gabellini. Certo, il budget doveva essere nutrito, perché altrimenti non facevano una squadra così, una squadra che è costruita intorno a Gabbianelli, che si sta dimostrando un ragazzo d'oro per la Serie D. Avesse anche il fisico un po' più potente, farebbe sfracelli. Comunque è sufficiente ciò che riesce a fare. Ieri in tribuna qualcuno lo soprannominava Messi. Beh, c'è una bella differenza, no? Nello stesso tempo però Piccolo fa delle giocate eccellenti, segna, quindi ci può stare. Ovviamente facendo presente che Messi gioca nella Serie A francese attualmente e Gabbianelli gioca nella Serie D italiana, però quando si fanno dei complimenti a un giocatore sono sempre ben accettati, io penso, perché comunque è l'uomo, è il perno di questa squadra, anche se devo dire che la difesa è altrettanto forte, insomma Rimini è fatica a fargli gol, e questo è dovuto al sistema di gioco di Gaburro, ma anche agli interpreti, perché insomma la squadra ha avuto un bel budget per essere formata e quindi bene così. Anche a noi piace vedere la squadra vincere e Rimini ci sta viziando. Guarda, ne parlavo l'altro giorno con un ex dirigente di Serie A che mi diceva per l'appunto la situazione del Rimini ma anche del Ravenna. Se tu hai comunque allestito una rosa importante, ma hai soprattutto un allenatore vincente in questa categoria, che è la Serie D per l'appunto, sei sicuro al 90% di poter centrare il tuo obiettivo. In questo momento il Rimini ha veramente tutto: giocatori, allenatore, programmazione per quanto riguarda questa stagione ovviamente. Quello che rimane ancora da comporre per quanto riguarda una sicurezza personale, chiamiamola così, è l'asse societario, che dovrà essere sicuramente rafforzato da altri imprenditori a livello economico. Parlo di questo perché comunque è la stessa cosa che vale per il Forlì e per il Ravenna, e magari quella professionalità che viene a mancare, perché c'è sempre dietro la scusante siamo in Serie D, però una volta che sei in Serie C dietro questa scusa non ti puoi più nascondere. Quindi mi aspetto quel salto di professionalità che in questo momento, a dire il vero, vedendo anche la sceneggiata, perché la chiamo così, quella di ieri è stata una sceneggiata alla napoletana, di vedere Gabellini lì con la maglia di Germinale, raccontare la favola, chi ci vuol credere ci creda, ma non è così, tanto lo sappiamo tutti quello che c'è stato a Rimini. Però discorso Rimini che mi ricollega a quelli in quelli di Ravenna, sempre con Roberto D'Altri. È bello vedere l'entusiasmo, perché Roberto Gabellini ricordava, hanno paragonato Gabbianelli a Messi, però quello che mi piace sottolineare è che a Rimini si rivedono finalmente i tifosi che anche con piacere sui social, su Facebook e soprattutto parlano di calcio. Era questo l'obiettivo, era questo che è bello rivedere soprattutto in una piazza come Rimini. Ma stessa cosa a Ravenna va dato ancora più merito, perché a Ravenna, nonostante non siano primi in classifica, siano indietro di parecchio, anche ieri
nella trasferta in Toscana i tifosi ci sono, ma anche e soprattutto le partite interne, quindi è ritornato l'entusiasmo in due piazze che erano demotivate, una perché era retrocessa dalla Serie C alla Serie D e l'altra perché comunque sono 2 anni che staziona in Serie D. Quindi Roberto, qualcosa di positivo va sempre trovato e in questo momento è giusto che anche i tifosi si facciano sentire, magari anche con paragoni scomodi, mettiamola così, da altri. Ma il suo Messi poi ce l'ha il Ravenna, perché se vai a vedere anche Saporetti tutto mancino, non tanto alto, quindi il suo Messi ce l'ha anche il Ravenna. Adesso non mi viene in mente. Ah beh sì, ce l'aveva anche il Gambetolo il suo Messi, perché anche Radoi è tutto mancino, ma insomma diciamo che ognuno poi il suo Messi se lo fa in casa sua. Ma è chiaro che quando tu vinci, quando tu lotti per stare tra le prime, i tifosi si avvicinano sempre, perché poi alla fine il tifoso, lo abbiamo detto 1000 volte, vive della passione. Cioè, ma ci sta. E questo è giusto così, e dobbiamo dirlo. Tra l'altro Ravenna e Rimini sono 2 città che a mio parere lo meritano il professionismo. Bisogna dirlo, la Serie C oggi ha dei costi che sono veramente impressionanti, e quindi è chiaro che arrivarci è difficile, ma lo dimostra la storia stessa del Ravenna, rimanerci è ancora più difficile, attenzione. Quindi sono 2 città che lo meritano, io spero che ci arrivino presto, però poi attenti, perché la Serie C è un bel armadio da portare sulle spalle, un peso grosso. Quindi volevo dire, tra l'altro, un'osservazione che faccio sul discorso di Gabellini prima, non Gabellini Roberto, che noi non cediamo, quindi è inutile tirarlo per la giacchetta, questo è incedibile. Intanto Gabellini, ci sono io, l'altro arriverà, per ora sono solo io come valore. L'altro Gabellini, volevo dire, non è che per caso l'altro Gabellini, è chiaro che poi, come si dice, 3 indizi fanno una prova, e qui di indizi ce ne sono anche più di 3, non è che per caso si sta aspettando lui o eventuali altri soci di arrivare alla Serie C, cioè non entrare adesso anche un po' così per non alterare gli equilibri, eccetera, poi una volta che arrivasse la Serie C riequilibrare la società con nuovi ingressi, magari distribuendo anche un po' le cariche, distribuendo un po' anche gli impegni. È una domanda che mi faccio io. Roberto, ti spiego io, poi do anche la parola in risposta a Roberto Gabellini, ci mancherebbe altro. Allora, è giusta la tua domanda, mi fa piacere che tu la poni in questo momento. Il problema è che se tu vuoi fare, non apparire, mettiamola così, in questo momento, e magari tenerti pronto per la Serie C facendo una conferenza stampa degna di presentazione, di rappresentanza, di educazione, rispetto verso il popolo biancorosso. Ok, non ti fai vedere al ritiro estivo andando a salutare i calciatori, perché poi Rimini è piccola, le cose si sanno, e quelle poche persone che frequentano la stessa società il becco chiuso non lo tengono. Ormai i Rimini li conosco troppo bene. Se tu vuoi avere delle informazioni, quello che succede dentro i Rimini lo sanno tutti, anche in questo momento si sanno delle cose che magari molte volte tu non fai uscire fuori perché non vuoi dirle in una trasmissione televisiva, in una trasmissione web, per il bene loro, per non incorrere in alcune circostanze, vista la delicatezza delle cose, anche in denunce. Ci starebbe benissimo, ma soprattutto perché, continuo a dirlo, a mio modo di vedere, certe situazioni vanno gestite in maniera professionale. Ecco, i Rimini in questo momento manca, secondo me, quel gradino, quello step che possa farmi dire, come avevo già dato una sentenza estiva per quanto riguarda la campagna acquisti di Maniero, farmi dire che io ho quella sicurezza da poter stare tranquillo anche se la squadra venisse, tocchiamo ferro, promossa in Serie C. In questo momento io non mi sento di dire ai tifosi del Rimini state tranquilli con il solo Rota o state tranquilli con la società che attualmente ha il Rimini, perché tanti sbagli io ancora li vedo. Ripeto ancora una volta, secondo me ieri è stata fatta una sceneggiata alla napoletana. Si poteva benissimo dire stiamo trattando con Claudio Gabellini, lo diciamo per la prima volta apertamente, anche se qualcosa era già arrivata ai giornali, alla stampa, alle persone.
Vi faremo sapere in seguito con quale titolo entrerà Claudio, se ci darà semplicemente una mano, se ci sta dando già una mano, ma io suppongo che Gabellini stia dando già una mano al Rimini Calcio, perché, ripeto, il messaggio che sta dando Rota da 2 anni, soprattutto dopo la sospensione dello scorso anno, causa Covid, soprattutto per i pochi introiti e le tante spese che si è ritrovato, è che aveva bisogno di un socio. Quindi se tu fai questo campanello d'allarme, fai queste urla, da solo tu la baracca non la puoi reggere. Quindi io non nascondo che penso che Gabellini stia dando già una mano, non ufficialmente è stato detto a noi, alla stampa e ai tifosi, ma dietro le retrovie, secondo me, rimane un mio parere personale, perché sennò poi arriva la smentita, mettiamo in difficoltà qualcuno, quindi evitiamo di fare questo, secondo me una mano la sta già dando. Non so come la pensa anche Roberto Gabellini. La penso come te, sicuramente dà una mano, avendo messo tanti uomini che erano nel suo staff all'interno della Rimini Calcio, io penso che un supporto sicuramente lo darà, non so se a livello di sponsorizzazione o di donazione, però sicuramente una mano la sta già dando, in attesa di poter entrare, e l'ha fatto capire bene ieri. Sono stato 7 anni a Fano, non è che dalla mattina alla sera posso passare a Rimini, sarà un ingresso graduale, proprio per dimostrare che è un professionista ed è una persona che le cose le fa con granus salis. Però rispetto... No, di te, dopo dico una cosa io. Ti do la parola. Solo una precisazione. Proprio in virtù del discorso che stava dicendo, dell'ultima affermazione che ha fatto adesso Roberto Gabellini, io mi ricordo benissimo che in estate dissi ai tifosi del Rimini durante una nostra diretta: attenzione, perché noi ci immaginiamo che il primo segnale di input che sia vicino a Rimini, Gabellini lo darà quando vedrà se Rimini andrà bene o male in campionato, periodo più o meno indicativo fino a ottobre, inizio novembre. Ci abbiamo preso 31 ottobre ieri, è successo quello che avete visto tutti nel filmato. D'altri. No, volevo dire, riallacciandomi a quello che ha detto il mio omonimo Roberto e omonimo di Claudio di cognome Gabellini, stiamo facendo una confusione. No, volevo dire che probabilmente Gabellini fa questo passaggio graduale, anche perché immagino che è un imprenditore di grande successo, quindi una persona sicuramente intelligente. Siccome lui abita a Fano, i suoi interessi economici li ha nelle Marche, appunto magari un passaggio così traumatico da Fano a Rimini potrebbe essere visto, no? Invece è una cosa graduale, fatta in maniera più morbida, più soft e forse anche accettata meglio. Forse potrebbe essere anche quello, ecco, via. Io posso sempre fargli da controfigura, ma mi accontento di poco, di qualche milione all'anno, non è che io poi pretenda l'America. E volevo capire una cosa da Daniele Emanuelli: perché da altri Roberto è minuscolo, io maiuscolo, si vede che io sono più importante. Bravo. Io lo sapevo già, però, Io lo sapevo già di essere meno importante. No, però quest'altra volta, Daniele, provate a sbagliare, mettete Claudio Gabellini, dai, chissà cosa succede. Subito in diretta ci chiama tutta Fano in diretta, ci chiama. Che Fano che poi in campionato sta andando malissimo il Fano, con la squadra di qualità che ha, sono penultimi in classifica. Vi ricordo l'appuntamento Manissia Notiziate del Calcio con il calcio di tutti a partire dalle ore 20, sempre sul canale YouTube Daniele Emanuelli. Roberto, con te volevo aprire una piccola parentesi. Purtroppo ho guardato anche adesso nel pool delle televisioni il servizio Sasso Marconi San Maurice non è disponibile. Mi fai una piccola parentesi su questa San Maurice? Vinto un scontro importante per la zona rossa col Ghivizzano, poi va a Sasso Marconi, pareggia con un'altra squadra che sta facendo benissimo in questo avvio di campionato, tra l'altro tra le sorprese di questo torneo, per 0-0, quindi un altro punto raccolto dalla band di Protti. C'è stato qualcosa, un risvolto poi in positivo a San Mauro nelle ultime 2 settimane, da quanto ho visto, no? A livello di risultati soprattutto, Roberto? O comunque la solita San Maurice degli altri anni che ha questa partenza e poi ogni tanto ha il suo periodo no? Ma sai, il periodo no può arrivare, cioè sicuramente rispetto alla tabella di marcia dell'anno scorso è molto più avanti, perché
Lo scorso anno ha avuto una partenza tragica, mi sembra andò a Forlì, era la quinta di campionato, mi sembra arrivò a Forlì a 0 punti, Sì, è e vero, poi però- vinse quella famosa partita 5-1. Ma no, io direi che la Samarese è più avanti. Fra l'altro aveva 3 scontri diretti, Seravezza, Ghivizzano e Sasso Marconi, e da questi 3 scontri diretti ci ha tirato fuori 2 pareggi e una vittoria, quindi 5 punti, che è un buon bilancio. Però rimane quella punta di rimpianto, di amarezza del fatto che a Seravezza era sul 2-0 e in 5 minuti si è fatta raggiungere. Per cui diciamo che da un bilancio buono, perché il bilancio dei 3 scontri diretti, se vogliamo buono, poteva essere un bilancio eccezionale. Quindi c'è questo piccolo rammarico, però il cammino mi sembra buono. Credo che la rosa vada un po' rimpolpata. Tra l'altro c'è da dire che Diop, l'ex attaccante del Rimini, Sì, Maktar Diop, che tra l'altro ha giocato contro il Rimini, e devo dire non è stata una prestazione molto convincente, ha rescisso il contratto, cioè quindi non fa più parte della Samaurese. Io credo che loro avessero bisogno di un attaccante anche prima, adesso ancora di più, secondo me un attaccante serve. Dopo non so se sarà giovane, se capita l'occasione giusta, o un attaccante un po' più attempato. Per il resto la rosa è un po' strettina, di buona qualità secondo me mediamente, ma un po' strettina, e forse, sai, se trovano qualcosa di interessante, magari specialmente tra i giovani, secondo me qualcosa può servire, perché è un girone a 20 squadre, quindi, cioè, se ci pensi, guarda che è lungo, è veramente lungo, sono tante giornate. beh, quello sì, Eh. la cosa strettina, però come hai detto tu, loro sicuramente se hanno fatto questa scelta anche di Diop saranno bravi nello scegliere un giocatore in grado di poter far fare un salto di qualità maggiore alla rosa. La butto lì come hanno fatto nelle altre annate. Tanto ormai la San Maurizio sappiamo come lavora, come ragiona, sono molto bravi, fanno scelte oculate in questo, e quindi bisogna fargli complimenti, perché io ho sempre detto che quando vedo piccole realtà nel mondo della Serie D che si sanno ben comportare, si distinguono proprio per le scelte oculate che fanno, meritano solamente applausi. Quindi buon per loro, sono contento che hanno 11 punti in classifica, speriamo che possano ottenere altri punti per distanziare le altre e fare il loro solito campionato, che è sempre stato da protagonisti, anche se sono incappati in qualche giornata o no, un qualche periodo storto, mettiamola così. Però devo dire che la San Maurizio si parla bene in giro, e non vedo perché bisognerebbe parlare male. Anzi, si è ben comportata, come dicevi tu, anche contro la capolista Rimini, perdendo per 2-1, aveva ristabilito anche la parità con Merlonghi, poi il gol del sorpasso nuovo del Rimini, e comunque fece la sua partita, insomma, la San Maurizio. Va bene Roberto, io ti ringrazio anche per alcune indicazioni che mi hai dato sulla rosa e tutto, perché qualcosa in più volevo capire anche attraverso la tua presenza questa sera sulle squadre che noi seguiamo da vicino. E che dire, ragazzi, siamo arrivati in chiusura, però volevo vedere con voi il prossimo turno. Un attimo, Daniele, Dimmi. volevo dire questo. Abbiamo portato fortuna al Cattolica. Giusto. Io quasi dico che stanno esonerando Lilli un'altra volta, perché così facendo hanno ottenuto un risultato splendido, grazie anche a San Scotti, che si sta dimostrando anche quest'anno un pararigori, però bene così. Lilli merita soddisfazione, quindi andiamo avanti con... Guarda, siccome che me li hai tirati in ballo, sono qui, ne parleremo anche domani sera su Notiziario del Calcio dalle ore 20 nel Calcio di Tutti sul canale YouTube Daniele Manmelli. Cattolica adesso è quart'ultimo in classifica, perché ieri è andato a vincere 1-0 in casa dello Spinea, ultimo in classifica. Bisogna dire che però fino a questo momento le vittorie del Cattolica sono arrivate l'ultima dello Spinea e contro la penultima, che è l'Ambrosiana. Però
però le partite bisogna vincere, quindi sono stati bravi, hanno preso un ex Rimini come Michael Traini, ha segnato anche D'Angelo, vedremo quello che potranno fare anche con i nuovi annesti, con la nuova figura del DS. Adesso c'è il Mestre che non dovrebbe essere insormontabile, però non devono avere nebbia agli ultimi minuti. E guarda qui però, sul Mestre, ti faccio vedere una cosa, fino a questo momento l'Arzignano le aveva vinte tutte, ieri guarda cosa è successo, l'Arzignano che l'ha più portato per il girone, eccolo qui, se la trovo la partita, vediamo, Mestre Arzignano, penultima liga 4-0. Quindi è una partita difficile, però diciamo che per questo avversario il Cattolica potrà misurare finalmente tutti i nuovi innesti e capire di che pasta è fatto, visto che comunque le 2 vittorie sono arrivate con l'ultima e la penultima della classe, quindi bocca al lupo anche a loro per il proseguo del campionato. Sono capitati in un girone C, che continuo a dirlo in base a quello che avevamo detto nelle dirette estive, che può essere favorevole rispetto al girone D e F che loro hanno affrontato nella scorsa e nella stagione di 2 anni fa. È un girone dove il Cattolica secondo me può ottenere la salvezza più facilmente rispetto alle altre 2 annate e perché no anche centrare la metà classifica. Vedremo. Su queste cose sono sicuro, se riusciranno a trovare il giusto equilibrio, ecco, tutto lì sta, il giusto equilibrio. Se a Cattolica trovano l'equilibrio che avevano trovato nel giro di ritorno quando ottennero prima del Covid una rimonta clamorosa portandosi fuori dalla zona rossa nel girone F, 2 anni fa potrebbero farlo anche quest'anno. Vedremo. Allora, prossimo turno di Serie D, questa volta con la collaborazione di Romagna Sport. Andiamo a vedere le sfide, girone D ovviamente, sta arrivando, eccolo qui. Borgo Sandonino Ghivizzano, si gioca la 10ª giornata, lo ricordo, Correggese Alcione Milano, Fanfulla Aglianese, Forlì Bagnolese, Mezzolara Rimini, Progresso Seravezza, Ravenna Prato, Lealforte Querceta, Athletic Carpi, San Maurese, Lentigione, Tritium e Sasso Marconi. Roberto Dalti, quale partita scegliamo? Io andrò a vedere la San Maurese, però ti dirò che Ravenna Prato, sì, Ravenna Prato è molto molto stimolante. Se dovessi dirtene una, anch'io opterei per Ravenna Prato, anche se un mese fa, vedendo che la sorpresa del campionato insieme a Sasso Marconi era anche Mezzolara, che era prima città, avrei scelto Mezzolara Rimini. Adesso ti dico Ravenna Prato. Tu, Roberto Gavellini? Aspetta che non ti sento, Roberto, aspetta. Vai. Perché se la San Maurese è quella che penso io, potrebbe dare del filo da torcere al Lentigione. Quindi San Maurese e Lentigione, va bene. Ci sta. Detto questo, siamo veramente addirittura d'arrivo. Volevo salutarvi perché oggi è anche un giorno di festa per la vostra partecipazione in questa diretta. Ringrazio Roberto Daltri che è stato con me anche in calcio di rigore. Grazie Roberto, noi ci ritroveremo tra qualche settimana. Grazie anche a te Roberto Gavellini. Oggi il gettone è doppio, il gettone doppio è festivo. Poi fateci gli auguri a me e a Roberto, perché oggi tutti santi e noi più che santi che siamo. È vero. Poi volevo dire per me augurio doppio, perché io lunedì prossimo non ci sono perché divento più vecchio e siccome la mattina comincio a contare il numero degli anni, mi ci vuole un po' di ore a contarli tutti. Ti faremo gli auguri in diretta con la nostra tedeschina, che la mando a casa. Va bene. Veronica 2. C'è la vendetta. Sì, la chiamiamo così. Va bene. Buon proseguimento di serata a tutti i nostri spettatori. Ciao. Ci vedremo lunedì prossimo a partire dalle ore 19:50. Grazie ancora e buonanotte.
C'è un cuore che batte da oltre 20 anni in Viale Regina Margherita a Miramare di Rimini. È il ristorante Pizzeria Franchi, dove la passione è al tuo servizio. Franchi offre qualità e prima scelta in un menù che varia attraverso la rivisitazione di piatti con l'intento di sorprendere il palato della clientela. Da primi piatti a base di carne e pesce a secondi creativi, con il pesce sempre protagonista. Infine la pizza made in Franchi con il pasto fatto a mano con lenta lievitazione. La scoperta e la scelta delle migliori materie prime per continuare a stupire, perché al ristorante Pizzeria Franchi la luce della bontà non si spegne mai. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Il divertimento è il Bowling 70s a Cerasolo Ausa, sulla superstrada di San Marino. In Valmarecchia il punto di ritrovo per pranzare e cenare si chiama Tanà. Tanà è il ristorante pizzeria che offre tante varietà di prelibatezze, da quelle nostrane a quelle più tradizionali, dai primi piatti ai secondi, con la carne vera protagonista. Per chi volesse invece gustare una buona pizza può scegliere tra 50 varietà. Vasta scelta anche di birre, le migliori birre artigianali, speciali e classiche in bottiglia e alla spina. Tanà durante la stagione è anche piscina, isola per bambini e soprattutto lago per pesca. Che aspetti? Vieni a trovarci. Ci trovi in località Borgnano di Talamello. Info allo 0541 921231. Tanà, sfida la tua voglia di bontà. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo.
i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto.